edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, saremo insieme come sempre con l'informazione fino alle 14:30, cercheremo di darvi tutte le notizie che riguardano il Veneto e non solo, saremo in collegamento con le redazioni sul territorio, ci collegheremo con la nostra Daniela Sizzia oggi perché è in corso nel Trevigiano la seconda edizione di Insieme per la sicurezza, lezioni di sicurezza stradale tra i giovanissimi con simulatori e crash test, e poi tra pochissimo con la nostra Valentina Visentin da Padova, dove ormai da diversi giorni gli studenti dormono nelle tende nonostante il maltempo per sensibilizzare la politica e le istituzioni di fronte al problema del caro affitti. E poi con la nostra Ilaria Marchiori da Mestre. Ma partiamo subito con la prima notizia di cronaca del nostro telegiornale. È stato scarcerato dopo una notte in cella lo spacciatore molestatore delle ragazze alla fermata dell'autobus. Partiamo dalla Città del Santo, ovvero da Padova. Nonostante fosse stato arrestato 2 volte in 10 giorni perché trovato in possesso di droga, è tornato libero dopo una sola notte in cella il 18enne tunisino accusato anche di essere il molestatore delle ragazze alle fermate dei bus. L'ultima volta era stato arrestato 3 giorni fa dai poliziotti della squadra mobile che in stazione lo avevano trovato con un coltello a serramanico, un sex toy, alcune dosi di droga e dei soldi frutto dello spaccio. Il giudice ha imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana. Nel frattempo i poliziotti chiedono alle vittime delle molestie alla fermata del bus di rivolgersi in questura per denunciare il maniaco e per il riconoscimento. È morta dopo il ricovero in ospedale la mamma di Abano che 20 anni fa si batté per togliere il crocifisso nelle scuole. Lo ricorderete, la procura dopo l'esposto della famiglia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Nel 2002 era diventata famosa per la sua battaglia per togliere il crocefisso dalle aule delle scuole. Soile Lautsi, 65enne finlandese, trapiantata da molti anni in provincia di Padova, è morta improvvisamente qualche giorno fa dopo il ricovero in ospedale a Schiavonia per problemi gastrointestinali. Il marito della donna, medico di Abano Terme, ha presentato un esposto in procura per fare chiarezza sul decesso della moglie. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La 65enne era entrata in ospedale lo scorso 10 maggio, non sembrava essere grave ma le sue condizioni 4 giorni dopo sono peggiorate ed è morta a Schiavonia. Soile Lauzzi insieme al marito 21 anni fa aveva chiesto alla scuola media Vittorino da Feltre di Abano, frequentata dai figli, di rimuovere un crocefisso dalle aule. Sostenuto dall'Associazione Atei d'Italia, si era rivolta al TAR dopo che la sua richiesta era stata respinta. La sua battaglia per la laicità nelle scuole era arrivata fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ora in Emilia con le immagini ovviamente battute da tutti i quotidiani nazionali, purtroppo sale a 14 il numero delle vittime di questo disastro, di questa emergenza legata al maltempo. Come appunto vi possiamo dare l'aggiornamento, e 14 sono le vittime, poi la notizia di fatto che in qualche modo va a collegare il Veneto con l'Emilia Romagna, il fatto che in Veneto abbiano funzionato i bacini di eliminazione dove invece ciò non è accaduto in Emilia Romagna. Ci chiede la linea la nostra Valentina Visentina, come promesso siamo da lei, comune a Padova, la protesta dei ragazzi. Eccoci Valentina, ti vediamo. Tra l'altro, se non sbaglio, gli studenti dovrebbero anche incontrare il ministro Bernini, ma per gli aggiornamenti raccontaci tutto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, qui con me c'è Emma Ruzzon, presidente degli studenti. Perché? Perché una delegazione degli studenti che da 10 giorni sono qui accampati con le tende per protestare contro il caro affitti è riuscita pochi minuti fa, questa mattina, ad incontrare il ministro per l'università Anna Maria Bernini, che è arrivata a Verona per l'inaugurazione dell'anno accademico. La Bernini era attesa anche qui a Padova per il premio Galileo, ma invece non potrà esserci e parteciperà con un videomessaggio. Tuttavia gli studenti a livello nazionale che hanno indetto questa mobilitazione sono arrivati a Verona questa mattina, hanno incontrato il ministro. Emma Ruzzon ci spiega un po' com'è andata, che notizie avete da Verona. Allora, da Verona innanzitutto noi siamo andati ieri sera con le nostre tende, ci siamo uniti alla mobilitazione nazionale con anche altre città e oggi abbiamo accolto tra virgolette la ministra chiedendole un colloquio. Il colloquio c'è stato, abbiamo interagito appunto come rappresentanze studentesche con lei. Lei ci ha spiegato i piani del ministero, chiaramente a noi non bastano, parlare di 7.500 posti
posti letto entro 2 anni e soprattutto quando questi posti letto andranno a rivolgersi prevalentemente al mercato privato, noi non siamo d'accordo con questo tipo di politica e vogliamo che gli investimenti vadano invece al pubblico. Si tratta di investimenti del PNRR, devono essere strutturali, devono rivolgersi alla residenzialità pubblica e i posti che servono sono molto più di questi. È comunque un primo passo, nel senso che il confronto c'è stato e ora apriremo dei tavoli di lavoro per confrontarci insieme da qui in poi su come stanziare questi fondi, in che modalità e che cosa vogliamo. Quindi noi da Verona abbiamo questo. Ecco, le prime dichiarazioni della ministra: questa non è una partita, questo è un campionato, noi dobbiamo vincere il campionato delle residenze universitarie da qui al 2026. La ministra che poi vi ringrazia per la collaborazione, il documento che oggi avete portato a Verona, quindi anche le vostre proposte sono state in qualche modo lette dal ministro. Sì, sono state accolte, la sfida ora è metterle in pratica davvero e per il momento non vanno esattamente sulla stessa linea, ma noi lavoreremo e continueremo a battere forte per fare in modo che queste cose vadano nella direzione del manifesto che abbiamo mostrato. Appunto, si parla di residenzialità pubblica, ma si parla di diritto allo studio in generale, si parla di borse di studio per esempio, che sono qualcosa che può essere messo in campo ora, che non necessita di lunghi tempi di lavorazione, che possono aiutare il diritto allo studio da adesso. Tuttavia, insomma, ottenuto l'incontro con il ministro, oggi avete deciso di togliere le tende, quindi fra poco verranno rimosse da qui a Padova. Sì, la mobilitazione nazionale ha sortito l'effetto che volevamo, ovvero tutto il paese sta parlando di questa problematica. Abbiamo ottenuto l'incontro con il ministro Bernini e con altre forze politiche a livello cittadino, a livello di università se ne sta parlando, quindi ora smonteremo le tende a Padova, ma non è una fine della mobilitazione. Partiranno i tavoli di contrattazione, partiranno i tavoli di confronto, siamo pronti, se questi tavoli non andranno nel verso giusto, a mobilitarci in altro modo. E quindi insomma vengono smontate le tende, ma se non si ottiene l'obiettivo potrebbero ritornare, perché insomma la mobilitazione almeno visivamente non si vedrà più, ma avverrà nelle aule con la contrattazione, insomma negli incontri con il Ministero. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentini. Insomma, avete visto, è una protesta che in qualche modo ha riscosso successo, perché tra l'altro non ha trovato luogo soltanto a Padova, ma è stata replicata in tantissime altre città universitarie d'Italia. Gli studenti hanno deciso di battere forte i pugni sul tavolo. Pare che il ministro Bernini, con il suo arrivo a Verona oggi, si sia detto pronto ad ascoltarli. Poi evidentemente, come avete sentito, bisognerà anche mettere a terra le cose che sono state decise, le richieste che arrivano dai ragazzi. E c'è un'altra richiesta importante: abbiamo deciso di aprire questo nostro notiziario con questa notizia, ovvero con la mancanza di sangue e la mancanza di plasma. L'Avis sta chiamando i donatori a casa, è una chiamata di solidarietà per portare sangue negli ospedali. Allora ci colleghiamo con Vanda Pradal. Vanda, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Direttrice Avis. Vanda, allora, manca sangue, come è possibile? Che cosa sta succedendo? I donatori sono diminuiti, sono aumentate le richieste, voi state chiamando i donatori a casa. Diciamo che la chiamata al donatore è sempre stata attiva nel nostro interno, nelle nostre realtà associative, assolutamente. Diciamo che la cosa che ci sta preoccupando più di tutti è l'evento dell'estate. Voi sapete benissimo che in estate ovviamente si va in ferie, si va in vacanza e magari si pensa un po' meno a quelli che stanno male. Perciò questo appello che voi oggi mi avete invitato a questa seduta è proprio per far sì che durante l'estate, prima magari di andare in ferie, si vada a donare. C'è necessità di sangue nelle nostre aziende sanitarie, c'è necessità di plasma per gli emoderivati, per quelli che comunque ogni giorno hanno necessità di questo farmaco importante salvavita. E vi ringrazio di questo invito, perché bisogna comunque tenere alta l'attenzione verso chi sta male, verso chi ha bisogno appunto di sangue. Il sangue non si fabbrica in laboratorio, si dà soltanto con amore e con rispetto verso chi sta male, e questo mi sento di dire. Donatori, non dimenticatevi di questo, e è un desiderio nostro
che comunque le fila dei donatori si amplino, perché comunque c'è bisogno di sangue, appunto, e ci sono dei donatori che per motivi di salute, per motivi di raggiungimento di età in cui non possono donare, che magari vengono meno. Di conseguenza abbiamo bisogno di ampliare le nostre fila di donatori. Chi non lo è ancora donatore si ricordi che chi sta male ha bisogno di noi, ha bisogno del nostro nome. È un po' una chiamata ai giovani, no? Lei ci sta raccontando che magari i donatori storici ora hanno passato, hanno raggiunto la maggiore età e quindi non possono più esserlo. È un po' una chiamata alla popolazione giovane, è una popolazione che è carente secondo lei nella donazione. Come sono le proporzioni, ad esempio, tra giovani ed anziani? Diciamo che i giovani ci sono. Dobbiamo comunque dar loro uno spazio anche all'interno della nostra associazione. Quando chiamiamo i giovani rispondono. Ovviamente non c'è più lo storico donatore che donava 4 volte all'anno il globuli rossi, il sangue intero. Di conseguenza dobbiamo ampliare le file anche per questo motivo. La società è cambiata e anche nella donazione sta cambiando qualche cosa e di conseguenza il classico donatore, come dicevo poc'anzi, che veniva 4 volte all'anno, faceva intramezzo anche il plasma, non c'è più, ma questo è dovuto anche agli impegni che ognuno di noi ha, il lavoro, i giovani sono impegnati nello studio, sono impegnati anche in tante altre cose. Comunque devo dire che se ben motivati i giovani ci sono, ovviamente dobbiamo comunque continuare con molta attenzione a tener conto di questo e coinvolgerli nelle attività che stiamo facendo. Diamo conto ai telespettatori non solo della chiamata di Avis, lei ci racconta essere una chiamata anche preventiva, no? Alla luce dell'estate ai suoi donatori, ci segnalano che stanno arrivando anche gli SMS da parte della FIDAS, che è la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, per provare ad intercettare chi donatore ancora non lo è. Certo, è sempre il nostro l'impegno è questo, come dicevo prima, nel senso che per tanti motivi qualche donatore non può più donare, appunto per malattia o anche raggiunti i limiti di età. È fondamentale continuare a cercare nuovi donatori per far sì che comunque il sangue, se abbiamo un numero grande di donatori, abbiamo più possibilità di chiamate, abbiamo più possibilità di non trovarci in momenti di criticità col sangue, di conseguenza più donatori ci sono e ripeto, il donatore classico non c'è più, di conseguenza se abbiamo dei numeri importanti, anche un donatore che dona una volta / 2 all'anno, con numeri grandi possiamo sopperire alla richiesta che ci viene data dalle aziende sanitarie, dalle sale operatorie. Il donatore classico era il donatore, come dire, mensile? Il donatore classico è il donatore che dona 4 volte, il sangue si può donare 4 volte all'anno. Di conseguenza quel classico donatore, quello che praticamente avrebbe la mia età, donava 4 volte all'anno. Non c'è più, ma non è per cattiveria del donatore, ritengo che gli impegni dettati dalla società che c'è adesso, lavoro, studio, eccetera, una frenesia incredibile, magari non c'è la possibilità di andare a donare 4 volte. E ripeto, se abbiamo tanti donatori, ma che donano anche 1 / 2 volte all'anno, con tanti donatori riusciamo a sopperire alla richiesta. Grazie Wanda Pradal per questo messaggio che proviamo a lanciare. Manca sangue, poi le diceva soprattutto manca anche il plasma. Assolutamente, noi il plasma è fondamentale avere l'autosufficienza del plasma. Noi si prendeva come nazione anche all'estero determinate il plasma. Adesso c'è un problema dall'America in modo particolare. Adesso l'America non è più autosufficiente, di conseguenza dobbiamo essere noi autosufficienti, fare in modo che il plasma non venga a mancare. Ci sono delle malattie particolari che non menziono perché ce n'è più di una, che hanno necessità giornalmente di avere i plasma derivati, altrimenti non hanno una qualità di vita accettabile per un essere umano. Di conseguenza dobbiamo assolutamente donare il plasma per avere il salvavita, che sono gli emoderivati, per dare aiuto a queste persone con queste patologie particolari. Grazie Presidente, grazie per essere stata con noi con questo messaggio con cui abbiamo voluto partire con questa edizione dei nostri notiziari. Buona giornata Wanda Pradal, arrivederci. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Buongiorno.
Allora noi con le immagini adesso invece ci spostiamo a San Liberale, strada Cisole, parcheggio di Monigo, lezioni di sicurezza stradale. ACI insieme alle forze dell'ordine, comune e provincia in campo da questa mattina per in qualche modo aiutare i ragazzi ad acquisire una maggiore consapevolezza dell'importanza della guida sicura. Per noi c'è Daniela Sizia. Daniela, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, lo avete visto, questo è un simulatore, ma in realtà è quello che purtroppo accade davvero quasi ogni giorno sulle strade della Marca, sulle strade del Veneto. Ricordiamo fra l'altro che la Marca è davvero stata maglia nera l'anno scorso per incidenti stradali, per incidenti mortali. Quest'anno non sta andando meglio perché siamo già a 20 vittime e questa a San Liberale, qui a Treviso, è un'iniziativa importante, un'iniziativa per sensibilizzare proprio i giovani che sono i futuri automobilisti, perché l'abbiamo detto più volte, guidare è come avere un'arma. Dunque noi ne parliamo insieme al Presidente, l'Avvocato Michele Beni. Buongiorno. Buongiorno. Iniziative sono importanti, magari qui si scherza anche un po', però insomma l'argomento è un argomento serio. Sicuramente è un argomento serio, la seconda edizione insieme per la sicurezza, voluta con vero entusiasmo da parte dell'Automobile Club Treviso. Abbiamo l'opportunità di avere uno simulatore crash test che viene offerto appunto dall'ACI, che noi abbiamo recuperato mettendolo a disposizione di tutte le scuole qua a Treviso. È interessante perché si vede, i ragazzi possono rendersi conto dal punto di vista pratico quali sono le conseguenze in caso di incidente stradale. E sì, giustamente lo scopo è anche quello di farli divertire, però credetemi che loro si spaventano perché anche prima cominciano a capire veramente l'utilità di una cintura di sicurezza che si deve tenere, ribadisco, davanti ma anche nei posti posteriori, ed è fondamentale perché ti consente di proteggerti in tutti i possibili incidenti. Può essere un tamponamento ma anche un ribaltamento come nel caso di specie. E fra l'altro insomma la macchina ribaltata dà il senso di quello che può accadere. Il senso, ma dal punto di vista anche fisico, cioè lo avverti e i ragazzi lo avvertono, ed è questo l'impatto, non solo fisicamente ma anche visivamente, da monitor che sono proiettati e che i ragazzi hanno modo, i presenti, di vedere quelli che non partecipano direttamente, e credetemi che sì, si rendono conto, ma vedete che prendono anche paura, quindi il messaggio arriva, cioè la pericolosità all'interno di un abitacolo. Ecco, fra l'altro lo vedete, non solo il simulatore, ma ci sono anche tutti i mezzi delle forze dell'ordine, tutti i mezzi dei soccorsi, dai vigili del fuoco, lo vediamo là, carabinieri, poi ci sono la polizia locale, la polizia stradale, il SUEM, insomma tutti insieme, e il direttore Angelo Centra, direttore dell'ACI, tutti insieme per far rete, per far squadra, per cercare di far passare un messaggio che è importantissimo. Sì, tutti insieme, perché insieme possiamo sconfiggere, speriamo, ma soprattutto ridurre drasticamente queste incidentalità che nella provincia di Treviso sono veramente importanti, e quindi queste sono iniziative che credo, anzi sono sicuro che ripeteremo anche nel prossimo futuro, sempre per sensibilizzare ma soprattutto per coinvolgere i ragazzi e non solo i ragazzi a vivere delle situazioni che possono capitare purtroppo nelle strade e purtroppo capitano. Ecco direttore, fra l'altro siamo già arrivati a 20 vittime dall'inizio dell'anno, quindi insomma è un trend che non sta andando meglio dell'anno scorso, quindi più che mai adesso bisogna sensibilizzare proprio questi ragazzi che sono davvero i futuri automobilisti. Sensibilizzare e coinvolgerli, perché purtroppo questi numeri sono dei numeri un po' gravi, dobbiamo ridurli come dicevamo prima, e queste situazioni contribuiscono. Poi naturalmente tutto parte dalla propria responsabilità personale a poter condurre in maniera consapevole il veicolo, il mezzo, e stare attento alle regole della strada per se stessi ma anche per gli altri, diciamo così. Ecco, Presidente, cosa domandano i ragazzi di più? I ragazzi, allora, innanzitutto sono curiosi di vedere tutto, e mi riferisco non solo appunto al simulatore crash test ma anche a tutte le altre forze dell'ordine, quindi anche all'interno di un abitacolo di una polizia, di un veicolo della polizia stradale, come di una polizia locale, come anche dei pompieri. Perché sono quei mezzi che alla fine ti vengono a soccorrere nel momento del bisogno, e quindi diventano il riferimento importante. La loro
necessità è capire concretamente, pur divertendosi, quali sono effettivamente le conseguenze derivate da una conduzione di un veicolo irregolare. Può essere l'eccesso di velocità. Attenzione che qui non ci occupiamo solo di veicoli ma anche di biciclette, e quindi si passa dal pedone alla bici, al motoveicolo e all'autoveicolo, perché il pericolo per i giovani è dato adesso, soprattutto nel periodo estivo, dai motoveicoli, perché è uno dei strumenti più facilmente utilizzabili ma anche più pericolosi. Io insomma sono un appassionato di moto e posso dire che in moto bisogna avere gli occhi a 360 gradi, perché dobbiamo sempre guardarci attorno per i pericoli che provengono da altri veicoli. Tu puoi essere il più diligente possibile, ma sei più esposto per ovvie ragioni a un pericolo e anche al pericolo di farti del male, seriamente male. Quindi io qua devo ringraziare tutte le forze dell'ordine, perché è con loro che insieme siamo riusciti a organizzare questa seconda edizione, che viene sempre più apprezzata. L'abbiamo vista a Conegliano 2 settimane fa, lo vediamo ora e crediamo che questo sia un valido strumento non solo per i giovani, perché oggi abbiamo tutti gli studenti, ma potrebbero essere benissimo gli adulti e gli anziani, perché tutti hanno bisogno di ripassare e di rendersi conto dei pericoli. Certo, come abbiamo sempre detto, non solo giovani, ma ci sono anche gli adulti, ci sono gli anziani, chiunque insomma, quando si mette alla guida di un veicolo, si mette alla guida di un'auto ma anche di una moto. L'abbiamo visto purtroppo ieri con l'ennesimo incidente stradale grave sul Fadalto. Insomma, tutti devono prestare massima attenzione per ridurre il più possibile il numero delle vittime e ridurre il numero dei feriti. Lo vedete, ve lo faccio vedere proprio ancora, la macchina dei carabinieri là davanti, lo vedete, ci sono i ragazzi che sono entrati, così come un po' in tutte le forze dell'ordine, stanno insomma guardando, tastando, stanno vedendo e sono proprio loro, sono le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che intervengono in caso di soccorso. Dunque iniziative come queste che sono davvero importanti, l'abbiamo detto, per far rete, per far squadra, ma soprattutto per far capire ai giovani, ma non solo, l'importanza di stare alla guida insomma e di guidare in maniera corretta. Qui da San Liberale, Treviso è tutto, la linea allo studio. Daniela Sizia, grazie per questo collegamento. Noi adesso da Treviso ci spostiamo nel veneziano a Mestre con la nostra Ilaria Marchiori. Continuiamo a parlare di sicurezza, ma da un altro punto di vista, la sicurezza legata allo spaccio di sostanza stupefacente. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui alle mie spalle, vedete via Premuda, è in realtà una laterale di via Piave a Mestre, l'ormai discussa via Piave che i nostri telespettatori, almeno quelli residenti, quelli del veneziano, conoscono a memoria. La situazione è sempre la stessa, spaccio, degrado, bivacco, si sta cercando di fare tanto ma ancora non è sufficiente. Ricordate, c'era stata anche un'imponente manifestazione, una sorta di marcia pacifica mesi fa, riprendiamoci la città, era il titolo di questa marcia che ha visto protagonisti migliaia e migliaia di cittadini, di residenti, di commercianti della zona, per evidenziare quello che succede qui, però ancora sembra non essere risolta. Ci vuole ovviamente, come dice dal canto suo anche l'amministrazione, il prefetto, il suo tempo. Però residenti e commercianti continuano a scontrarsi con questi continui episodi. Addirittura alcuni residenti di questa zona dicono: ci tocca chiamare le forze dell'ordine che devono intervenire almeno ogni mezz'ora. Io ora vi porto la testimonianza di un residente che lavora anche nella zona, di cui però non vi faremo assolutamente vedere il volto, perché ovviamente tra residenti e commercianti c'è paura di essere riconosciuti e dunque poi anche di ritorsioni da parte di queste persone che non ci pensano certo due volte a minacciare, rubare e anche a prendere in taluni casi a botte. Allora qui c'è un residente, la situazione non è migliorata molto. La situazione, se vogliamo, è peggiorata, nel senso che io vivo qui da 9 anni e siamo passati per quasi tutti gli stadi del degrado, ma sempre andando verso il basso. Poi ci sono iniziative anche piacevoli da parte di qualche commerciante o delle associazioni.
Quello che spesso si percepisce però è un po' che siamo un pochino lasciati a noi stessi, un pochino abbandonati, perché la polizia, che pure è molto presente, quindi i controlli ci sono, spesso però sono intempestivi e immagino che anche in base alla mole di interventi che vengono richiesti non possano fornire un servizio sempre immediato. E anche perché, come ben si sa, non hanno la possibilità di agire forse come sarebbe opportuno, come sarebbe più efficace. Quello che dicevo è che, senza mai dimenticare la difficoltà umana, la tragedia umana di questi ragazzi che spesso sono i miei coetanei, che vivono per la strada, bisogna anche ricordare molto bene quello che è successo a Chioggia a dicembre, no? In situazioni così tese, di tensione sociale così spiccata, una banale discussione può innescare quello che poi dà luogo a una tragedia. Ce lo ricordiamo tutti, vero, questa cosa? Lo ricordo anche io, ci fu una lite, una persona per una banale spinta è caduta, ha perso la vita, l'avevamo seguita anche noi a livello di cronaca per raccontarla, quella vicenda che aveva scosso proprio anche la città di Chioggia. Quello che ci raccontavano altri residenti è che proprio anche le forze dell'ordine dicono di avere le mani legate. Non sono un membro delle forze dell'ordine, ma spesso si sente dire questo. Noi ovviamente lo crediamo che ci sia tutta la buona volontà, e sicuramente è così. Spesso, molto spesso, il residente, impaurito e frustrato, si sente lasciato un pochino a se stesso, quindi è auspicabile che in futuro ci sia un'attenzione ancora più concentrata su queste zone che, come dicevo prima a lei personalmente, sono zone che hanno tanto potenziale. Io ci credo, io sono originario di un'altra regione, vivo qua e voglio viverci, voglio starci. Cioè lei non se ne vuole andare? Assolutamente no. La mia vita è qua, ho incontrato persone fantastiche, commercianti, colleghi fantastici che meritano di avere una zona più florida in cui investire, fare i loro affari, la loro vita serena. E anche gli anziani di Via Piave, anche le famiglie di Via Piave, tantissime famiglie di stranieri vivono questa situazione, non siamo solo noi italiani, è molto complesso. C'è gente che gira per strada con le siringhe come se fosse una sigaretta o un telefonino davanti alla chiesa, davanti alle scuole. Parlate col parroco. L'altro giorno c'era un funerale, lui ha dovuto mandare via 3 o 4 che bivaccavano davanti alla chiesa. Pensate se fosse stato un vostro parente, pensate di portare fuori magari dalla chiesa un vostro parente con quella situazione, è terribile. La ringrazio molto per questa testimonianza. Col parroco ovviamente abbiamo parlato tantissime volte, sappiamo anche le iniziative che sono state prese anche dal parroco personalmente, che poi si è trovato anche a dover subire dei furti proprio delle offerte in chiesa, aveva messo delle telecamere. Se c'è ancora proprio pochissimo tempo, qui c'è anche il signor Sergio, che è uno degli organizzatori del famoso evento che ci fu Riprendiamoci la città. Lei dice qualcosa si sta però smuovendo. Allora, io ho ascoltato le interviste che avete fatto e non posso che convenire con le dichiarazioni che sono state fatte, perché pur non abitando nella zona di Via Piave passo spesso di qua da Via Premuda, perché è una strada che mi avvicina alla mia casa, e in effetti spesso ci sono delle persone, magari chiamiamole indesiderate, indesiderabili. E sicuramente la polizia non deve lasciare, la polizia e gli organi municipali e la polizia locale non deve demordere da fare il servizio che ha promesso e che in qualche modo talvolta si vede che è stato fatto. Però ho un'osservazione da aggiungere, che bisognerebbe che fosse diffusa più ampiamente tra la popolazione. Il problema della sicurezza non si risolve soltanto aumentando la sicurezza e penalizzando poi tutti i cittadini. Il problema dei fatti ai quali talvolta siamo obbligati ad assistere dipendono dal fatto che le persone che si trovano in difficoltà nell'uso di alcune sostanze tossiche o anche dell'alcol praticamente non vengono aiutate o sono scarsamente seguite e aiutate. Quindi
è necessario che in tutta la città si diffonda prima di tutto un intervento più massiccio di un'assistenza sociale nei confronti di queste persone. Bisogna che queste persone non siano avvicinate saltuariamente o solo in determinate occasioni, vanno seguite, assistite in continuazione, data loro l'opportunità di frequentare i servizi contro le dipendenze che ci sono. Vanno potenziate questi servizi in modo che le persone sappiano che nei momenti di crisi hanno un punto di riferimento chiaro e competente perché possano essere aiutate. Ecco, grazie signor Sergio, questo è l'appello che è stato fatto più e più volte anche nel corso degli ultimi mesi, un lavoro in sinergia fondamentalmente. Sì. A questo proposito vorrei aggiungere che queste osservazioni che adesso lei stava facendo, in effetti si stanno diffondendo all'interno della rete Riprendiamoci la città, il che dimostra che pur essendo partiti da posizioni diverse, in effetti poco per volta tutte le posizioni vengono convogliate in una sola direzione. Vogliamo più servizi di assistenza, vogliamo aumentare le persone, vogliamo aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Ecco, questo significa che quando si lavora insieme, si è determinati, i risultati, anche se magari lentamente, piano piano arrivano. So che i tempi sono stretti, quindi restituisco la linea allo studio qui da Mestre. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, grazie. Buon lavoro Ilaria. Allora noi intanto salutiamo l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Andrea Ferrazzi, buongiorno. Partito Democratico. Da veneziano non posso non chiederle un commento sull'intervista che abbiamo ascoltato, è un tema che lei ben conosce, di cui si è anche occupato. Come trovare la quadra in una situazione ormai evidentemente cronica? Ma purtroppo il disagio e il degrado si è esteso dalla zona, diciamo, della stazione in quanto tale a tutta via Piave, ma ormai anche fino in via Cappuccina. Tenga conto che 2 mesi fa 5.000 mestrini, associazioni, comitati, liberi cittadini si sono riuniti in una grande manifestazione, un grande corteo, che partendo dalla stazione di Mestre è arrivato proprio in piazza Ferretto, per denunciare uno stato del degrado che c'è, che è presente. Mestre è la prima città italiana per lo spaccio di eroina. Ieri ne parlavo insieme alle forze dell'ordine e mi raccontavano i dati che sono veramente allarmanti. Ma poi le persone hanno paura di camminare per strada. Una mia amica per andare dalla stazione via Dante dove abita prende il taxi la sera e non è normale, non è giusto, non può essere. E allora bisogna intervenire con una pluralità di interventi che sono quelli sociali, non bisogna smaltellare per nulla, anzi bisogna potenziare la rete sociale, la rete contro il degrado, ma poi servono anche le forze dell'ordine, la presenza proprio delle forze dell'ordine. Proprio ieri ho incontrato il prefetto di Venezia, sono andato a trovarlo perché è arrivato da poco per conoscerci e mi raccontava appunto i segnali positivi di controllo del territorio, vanno però rafforzati, vanno data continuità perché i cittadini mestrini hanno tutto il diritto di vivere sereni, sicuri nel loro territorio. Anche perché poi questa situazione a catena ha comportato una serie di reazioni e di conseguenze, come ad esempio la svalutazione anche dei prezzi degli immobili in determinate aree, tanti negozi sfitti proprio perché i commercianti vanno via. Quindi ne va della salvaguardia e della vivibilità di un territorio, al di là della sicurezza, ma di tutte le conseguenze che poi di fatto questo comporta. Certo, perché poi si genera un effetto, diciamo, di un circuito vizioso, no? Cioè i luoghi sicuri sono i luoghi abitati, non i luoghi in cui ci sono i militari con le bombe a mano, servono anche naturalmente, adesso uso questa iperbole per spiegarmi, sono i luoghi in cui le persone vivono, in cui i commercianti ci sono, in cui i bambini giocano, lì i malavitosi, la criminalità si allontana, da quei luoghi si allontana. Se tu invece inizi ad avere un proliferarsi della criminalità, quei luoghi vengono disabitati dai cittadini. E quindi, essendo disabitati, vengono ancora di più occupati. Bisogna assolutamente rompere questo circolo. Rimane un tema della campagna elettorale che abbiamo appena vissuto, quello della sicurezza. Allora, resti qui con noi, andiamo in pubblicità anche voi telespettatori. Tra pochissimo torniamo per commentare insieme ad Andrea Ferrazzi questa campagna elettorale con i temi, evidentemente anche con i risultati che hanno premiato il centrodestra, ma ad esempio a Vicenza hanno anche dimostrato che il centro-sinistra
sinistra è stato in grado di tentare insomma, la corsa a riprendersi la città. Ci vediamo tra poco. Prima edizione, ben ritrovati, siamo alla politica con Andrea Ferrazzi, ex senatore Partito Democratico, e proviamo un po' a commentare, a leggere anche dal suo punto di vista il risultato di queste amministrative, sia per quanto riguarda l'affluenza che per quanto riguarda l'exploit di un centrodestra che pare che quando si presenti unito non ce n'è per nessuno, ma anche di una rimonta del Partito Democratico a Vicenza. Vede, per poter diventare competitivi anche nelle città, il Partito Democratico ha bisogno fondamentalmente di due elementi. Il primo è di costruire un'alleanza assolutamente larga, inclusiva. Bisogna dare l'idea proprio di voler costruire insieme un progetto, no? Ma non solo insieme alle forze politiche, e questo è un passaggio importante, ma soprattutto insieme ai cittadini, un progetto per la città. E poi bisogna avere dei candidati che raccontano un progetto culturale, valoriale della città. Che proprio comunicano amore, desiderio di fare quel mestiere difficile che è il mestiere del sindaco, pro tempore naturalmente, come tutti i mestieri della vita. Per esempio a Vicenza c'è stato questo insieme di cose, io sono molto ottimista che Possamai ce la possa fare, e il risultato della prima tornata è andata oltre le previsioni, diciamo, iniziali, e quindi ci sono le condizioni per far sì che oltre a Verona e a Padova, e anche a Rovigo, a dir il vero, da domani diciamo in senso metaforico, quindi dalle prossima domenica, si possa votare, si possa governare anche a Vicenza. Poi vede, ci vogliono anche delle caratteristiche del candidato, perché c'è una similitudine, se vuole, tra la realtà di Udine, dove il centro-sinistra ha vinto, e quella di Vicenza, dove il primo turno è emerso il vantaggio nei confronti del candidato sindaco uscente, tra l'altro, che avrebbe dovuto avere una sua forza maggiore, no? E cioè sono persone dell'area riformista, inclusive, non, diciamo, che non puoi catalogare come massimaliste, estremiste e via dicendo. Proviamo ad avvicinare ad esempio De Nardi, candidato a Treviso per il centro-sinistra, e Possamai, quindi l'imprenditore di fatto non tesserato, e il politico quello davvero della prima ora. Insomma, Possamai ha una carriera politica veramente molto ampia alle sue spalle. Ecco, forse questa differenza, il tonfo di fatto di De Nardi e l'exploit di Possamai, ci dice qualcosa del centro-sinistra? Ma io credo che quello che le dicevo prima, cioè il centro-sinistra ha bisogno innanzitutto di ritrovare un'anima. Cioè i cittadini devono sentire di avere davanti persone che non sono solo bravi amministratori, condizione necessaria, che non sono solamente al di fuori di ogni sospetto dal punto di vista dell'etica pubblica, condizione necessaria, ma non sufficienti. Bisogna che vengano anche percepiti come persone che amano il territorio, che sappiano respirare con la gente, che siano politici in senso alto, che sappiano appunto respirare con la città, un rapporto di pancia, non solo di testa con la città. Ecco, questa è la differenza. L'effetto Schlein c'è stato? Dove c'è stato? Dove si è sentito di più secondo lei? E le faccio anche un'altra domanda. Abbiamo visto il Movimento 5 Stelle perdere molti voti. Questo è l'effetto Schlein secondo lei? No, io credo che i voti alle amministrative siano fondamentalmente sganciati dal voto politico nazionale. Se invece lei mi chiede se in base ai sondaggi la diminuzione dei 5 Stelle deriva anche dall'effetto Schlein, sì. E naturalmente su questo però il PD non può fare festa, perché se il tema è semplicemente quello di prendere un po' di voti in più ai 5 Stelle, ma di non avere una coalizione e soprattutto una credibilità di governo, non si pone la possibilità di vincere le prossime elezioni. Quindi bisogna lavorare su una credibilità, su un allargamento, su mettere insieme i riformisti con i progressisti, mondi diversi per un progetto comune. Quindi lei dice il punto debole del Partito Democratico è stata la mancanza di questa coalizione larga. Abbiamo visto che ad esempio Unione Popolare si è alleato, caso di Treviso, con il Movimento 5 Stelle. Non c'è stato, come dice lei, questa coalizione ampia. Ma dove c'è stata i risultati sono visti, no? Appunto a Vicenza c'è una coalizione amplissima che va dai Verdi ai centristi, e questi risultati si vedono. E dove il centrodestra si è presentato diviso ha vinto Fratelli d'Italia.
Sì, Fratelli d'Italia sta godendo naturalmente di un trend della vittoria della Meloni dell'ottobre scorso, sono passati pochi mesi ed è di ogni evidenza che c'è una costante storica, no? Che la luna di miele dura per alcuni mesi nei confronti dei cittadini, nei confronti degli elettori. E certamente questi voti delle amministrative hanno dimostrato che c'è anche una spaccatura nel centrodestra, c'è una competizione non sempre equilibratissima con la Lega e questo sarà uno degli elementi, diciamo, per il futuro che dovranno valutare. Tema dell'affluenza, abbiamo parlato con i giovani, quelli accampati nelle tende, quelli che ha intervistato la nostra Valentina Visentin, un italiano su 2 non ha votato, pochi giovani che hanno scelto di andare alle urne e proprio uno di quei rappresentanti della protesta degli studenti ci ha raccontato la politica non porta i temi veri, non porta i nostri temi, quello del caro affitti, dell'emergenza abitativa è un tema che di fatto non è entrato in nessuna campagna elettorale. Sì, ma è una costante non avere la capacità politica nel nostro paese di leggere davvero quelli che sono i dati di realtà e questo è veramente drammatico. Il nostro paese ha disconosciuto i giovani, questa è la verità. Non ha capito che se un paese non pensa ai giovani non pensa al futuro. E tu certamente devi avere una politica che guarda anche gli adulti e gli anziani, ci mancherebbe, ma devi pensare a un paese di speranza che crea prospettive di lavoro, di crescita. La voglia dei giovani di rimanere in Italia, di studiare in Italia, di lavorare in Italia, creare condizioni di lavoro e via dicendo. Allora in questa prospettiva è di ogni evidenza che quello che avviene per il caro affitti per gli studenti è una vergogna. Cosa serve fare? Una grande politica per la residenza universitaria da parte pubblica, sfruttando il PNRR che mette grandi risorse in questa direzione, farlo velocemente, senza inciampi burocratici. E poi bisogna calmierare i prezzi, perché non è possibile che questi ragazzi si trovino in appartamenti in cui una camera costa dai 4 ai 700 euro in condizioni assolutamente impensabili. Non è possibile. Hai visto che cosa ha detto Brugnaro in risposta, insomma, da veneziano non posso non chiederle un passaggio sulle dichiarazioni di Brugnaro. Ha semplicemente difeso una fetta dei suoi elettori, no? Quindi un ragionamento puramente, come dire, tattico, politico di posizionamento senza vedere invece la questione vera, che è quella della speranza e del futuro del nostro paese. Allora, visto che lei ha lanciato un po' la parola futuro, non posso non fare un passaggio con lei su quello che sta accadendo in Emilia-Romagna. I morti salgono a 14, un disastro. La notizia di oggi è che il Veneto è stato salvato dai bacini di laminazione, cosa che pare non abbia funzionato in Emilia-Romagna. Da lei che ha scritto di precipitazione del tutto diverse. Esatto. Diverso. Quello che titolano i giornali oggi è anche questo, no? Il Veneto è al sicuro. Insomma, visto che lei ha scritto anche un libro e è così esperto di ambiente, di innovazione green, di transizione ecologica, intanto come commenta quello che sta accadendo e secondo lei il Veneto è davvero al sicuro? Beh, guardi, purtroppo nessuna regione del nostro paese è al sicuro, le tenga conto per un combinato disposto di molte questioni. Il nostro paese tra i 27 dell'Unione Europea è quello più esposto ad eventi di questo tipo di carattere idrogeologico. L'80% degli smottamenti, delle alluvioni, delle frane avviene nel nostro paese. Questo dipende certamente dal carattere orografico del nostro paese, monti e colline, è di ogni evidenza che la gravità ha il suo peso, no? E se tu hai un paese totalmente in pianura le condizioni sono diverse, ma dipende anche da una pluralità di altri interventi. Per esempio, innanzitutto bisogna capire che il mutamento climatico è già entrato a casa nostra e le conseguenze si vedono. Noi stiamo passando da siccità impensabili fino a qualche decennio fa a settimane dopo in cui abbiamo delle esondazioni causate da piogge di carattere tropicale. E quindi il passaggio da un sistema di siccità a una tropicalizzazione in alcune fasi dell'anno è un fenomeno repentino con le bombe d'acqua e via dicendo. Quindi serve una politica, come si dice, di adattamento, cioè devi mettere insieme le politiche di mitigazione, che vuol dire ridurre le emissioni per evitare il riscaldamento dell'atmosfera. Quindi politiche industriali. Industriali, politiche anche naturalmente per i veicoli, per gli edifici, per i trasporti, eccetera, eccetera. Poi bisogna lavorare sull'adattamento, cioè bisogna prendere in mano il fatto, la consapevolezza che il cambiamento c'è e quindi devi adattare il territorio a un cambiamento che non è contingente ma è strutturale. Poi ci sono molte cose molto semplici da fare, per esempio, veda, noi tra l'altro in Emilia-Romagna è successa una cosa particolare, intanto delle precipitazioni assolutamente clamorose che non avvenivano da tempo, tra l'altro un susseguirsi di 2 eventi di questo tipo.
il 2 e il 3 maggio e questa settimana. Quindi il terreno era già assolutamente pieno d'acqua, diciamo così, quindi non aveva capacità di assorbimento. Esattamente l'opposto di quello che è successo il 2-3, in cui il terreno era dopo una siccità, era secchissimo e non riusciva appunto ad accogliere l'acqua. Poi abbiamo un altro fenomeno che è molto chiaro, cioè se lei tira una riga da Bologna fino a Riccione, attraversa tutta l'area che è stata alluvionata e lì sei proprio alle pendici dell'Appennino, dove c'è una coesistenza, diciamo, di un sistema idrico naturale e artificiale, per esempio quello di bonifica unico, che è una ricchezza in determinati momenti dell'anno e diventa invece un tema serissimo in altri. L'esondazione di 21 fiumi contemporaneamente lo dimostra. E questi fiumi sono fiumi in cui le alvei sono stati canalizzati. Le aree di espansione sono state occupate da edifici e i boschi riparali e la vegetazione golenale è stata annullata. Cioè tutta quella vegetazione attorno agli antichi fiumi, ai naturali fiumi. Quindi noi stiamo pagando delle politiche di 50 Ma certo, ma guardi che queste cose di cui stiamo parlando, dei boschi attorno, non sono questioni da poco, perché sono esattamente quegli effetti spugne delle difese naturali, cioè alberi, radici, terreno che quando piove molto assorbono e quando c'è siccità restituiscono. Ecco, noi dobbiamo immaginare che dobbiamo cambiare radicalmente le politiche di gestione del territorio. Senta, c'è stato un Ministero per la transizione energetica, insomma, perché se ne parla da molto tempo di questi temi. Come giustamente diceva lei, cioè il cambiamento climatico è già una realtà con cui dobbiamo imparare a convivere. Come le sembra che si stia muovendo questo governo? Io sono abbastanza perplesso. Guarda, il ministro è un mio amico, abbiamo lavorato molto insieme nella scorsa legislatura, era un senatore, però le faccio semplicemente un esempio. Noi siamo stato l'unico governo lo scorso mese che ha votato contro la direttiva europea per porre dei limiti alle emissioni in atmosfera, terreno e acqua delle emissioni industriali. Nessuno ha votato contro, neanche nella Romania, la Bulgaria, la Polonia e l'Ungheria. Non siamo supportati. No, non siamo supportati. Abbiamo preso una linea che è una linea perdente, così come abbiamo preso una linea perdente sulla legge del 2035 che pone lo stop all'endotermico. La Germania è stata abilissima a sfruttare la situazione a suo vantaggio, quindi avendo l'ok dall'Unione Europea sulle benzine, quelle che si chiamano sintetiche, e noi invece non abbiamo portato a casa nulla. C'è una posizione di grande fragilità di questo governo nelle trattative sull'ambiente a livello europeo e per ora purtroppo diciamo che le grandi partite le abbiamo perse. Quindi dobbiamo avere uno sguardo più lungo. Dobbiamo capire che la transizione ha dei costi, ma la non transizione ha dei costi 10.000 volte peggiori, che sono come quelli che stiamo vedendo. Grazie Andrea Ferrazzi per essere stato con noi, l'abbiamo interrogata in qualche modo a 360 gradi, ma insomma viste le sue varie competenze ci tenevamo a fare questo viaggio attraverso tematiche importanti per il nostro territorio. Grazie per essere stato in nostra compagnia. In collegamento per noi c'è Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi, delle psicologhe del Veneto. Buongiorno, grazie Presidente per essere con noi, perché raccogliamo in qualche modo alcune note che sono appena state dibattute, soprattutto in tema di affluenza. In queste amministrative un italiano su due non è andato a votare e vorremmo provare attraverso il suo supporto ad interpretare questo dato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Che cosa è accaduto? È tutto normale? C'è uno scoramento degli italiani, dei giovani magari in caso alla politica secondo lei, e se sì perché? Ma in effetti quello che stiamo osservando è un processo che anche psicologicamente è interessante. Se andiamo a prendere quelli che erano i dati di affluenza al voto fino agli anni 70, l'astensionismo era veramente raro, diciamo che votava il 90-92% degli aventi diritto. Se andiamo a vedere l'evoluzione del voto nei decenni successivi, vediamo che a partire dagli anni 90, diciamo così, dalla fine dei grandi contrapposti schieramenti, dei grandi schieramenti classici tradizionali, inizia ad aumentare in maniera significativa e costante l'astensione. Passiamo da circa un
un 12% di 30 anni fa a un 35-40%, poi ovviamente con variazioni tra amministrative, politiche, territori diversi attuali. Quindi sicuramente il fenomeno c'è, è in crescita ed è sicuramente correlato anche a variabili psicologiche, e qui ce ne potrebbero essere diverse, insomma, che come dire, ci aiutano a capire cosa sta succedendo. Una delle principali sicuramente viene spesso citata è quella dell'apatia politica, cioè del non riconoscersi magari in schieramenti che sono diventati sicuramente più complessi, più confusi nel corso del tempo, e quindi permettono meno quelle identificazioni forti che magari fino a 30-40 anni fa erano possibili o erano collegate alla propria identità personale e sociale, e invece in questo momento sono venuti meno, e questo crea una sorta di apatia. L'apatia però non va come dire, confusa psicologicamente con la inefficacia politica, che è un vissuto psicologico personale che si può avere quando magari si ha un'idea chiara, un desiderio chiaro di quello che vorrebbe essere una proposta politica, ma si ritiene che il proprio voto sia inadeguato e inefficace nel riuscire a realizzarlo. Come dire, anche se vado a votare non cambia niente, eppure se io ho delle idee chiare, ho dei desideri forti, e questa frustrazione psicologica che ne deriva porta all'astensione per evitare appunto il vissuto negativo dell'impotenza, dell'aver espresso un voto inefficace. Un altro dato che abbiamo notato anche noi come giornalisti analizzato è questo passaggio di voti. Una volta forse si aveva politicamente una propria identità e quella rimaneva, diciamo, nel corso della vita. Oggi c'è questo passaggio, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle avere un exploit incredibile ed essere arrivato ad esempio a Treviso a un 2% se non sbaglio, quindi questi voti che si spostano in maniera molto repentina. Ecco, anche questo ci aiuta a leggere questo dato. Assolutamente sì. Diciamo che fino appunto a una trentina di anni fa c'erano grandi schieramenti, c'erano grandi corpi intermedi, i partiti, la Chiesa, la possibilità di identificarsi in alcuni grandi schieramenti sociali o socio-economici, e questo è venuto meno nel corso degli anni 90 sostanzialmente, sia a livello nazionale ma forse anche un po' a livello internazionale, e questo ha portato a una certa fluidità degli schieramenti politici, delle proposte politiche, ma anche di quelli che possono essere alcuni sistemi valoriali che sono diventati più complessi, più eterogenei, meno definiti in maniera univoca. E in effetti se osserviamo gli ultimi 20 anni ci sono state grandi crescite di grandi contenitori politici, di vari grandi partiti, insomma, che nel corso degli ultimi 20 anni hanno magari raggiunto il 30, il 40% addirittura in alcuni casi, per poi passare nell'arco di 5-6 anni a queste sostanziali disillusioni o disillusioni percepite e lo spostamento in altri contenitori che si proponevano come innovativi rispetto a questo. È anche possibile che l'aumento dell'astensione possa derivare psicologicamente dal fatto che le persone in un primo momento hanno, come dire, rivisto la propria identità monolitica in un'identità più fluida, ma poi possono aver percepito che anche questa identità un po' più fluida portava spesso a esiti che non erano soddisfacenti rispetto alle aspettative, magari un po' idealistiche, magari un po' alte rispetto a quello che era poi la possibilità di realizzare determinati progetti. E quindi si è passati da una fase 30-40 anni fa identità fissa a un'identità successiva, nei 10-20 anni successivi un po' più fluida, a un'identità di adesso che è incerta e che continua a cercare come dire, convalide in nuovi contenitori che si propongono di rispondervi e però a volte non soddisfano questo desiderio dell'elettore. Abbiamo raccontato anche noi, giovani impegnati in battaglie molto forti, dai Friday for Future, adesso le battaglie dei ragazzi che stanno dormendo tuttora dentro delle tende sotto l'acqua per sensibilizzare la politica su determinati temi, e poi invece vediamo di pari passo dei ragazzi totalmente disinteressati alla politica. C'è un balzo veramente incredibile, un bianco e un nero che sorprende, devo dire, anche noi giornalisti quando ci avviciniamo a questi ragazzi magari per fare un'intervista, un box su determinate questioni. Ecco, questo divario così grande, a che cosa è dovuto secondo lei? In effetti queste nuove generazioni, diciamo sotto i 25, stanno vivendo un mondo un po' diverso, anche delle modalità di interazione orizzontali, sociali, digitali molto diverse, e la costruzione di diverse come dire, schemi di rappresentazione del mondo rispetto a quelle che ci potevano essere. I grandi temi del cambiamento climatico, i grandi temi appunto del digitale, i grandi temi di incertezze esistenziali, per cui magari la nostra generazione aveva un percorso abbastanza lineare, studi, lavori, ti fai la tua famiglia, tutto in maniera molto lineare e anticipabile, e ci sono molte più incertezze, molte più insicurezze adesso, e quindi diciamo che la risposta giustamente va in due direzioni, può andare in due direzioni diverse. Uno, il ritiro psicologico, c'è troppa complessità, troppa frammentazione, sento di non poter incidere o che comunque quasi qualunque azione io faccia
è inutile, quindi mi ritiro in me stesso, mi ritiro nella mia sfera di relazioni dirette e mi impegno poco, l'apatia politica. L'alternativa, sempre psicologicamente parlando, invece è una nuova attivazione, come dire, i miei temi sono importanti, i miei temi valoriali sono importanti, sento che queste sfide esistenziali ricevono una risposta che non è soddisfacente dagli attori, dai corpi intermedi, dagli attori politici che sono presenti sulla scena, e quindi mi attivo personalmente in prima persona, con delle modalità di attivazione, come si diceva una volta, grassroots movements, quindi dal basso, in maniera a volte spontaneistica, in maniera a volte un po' ingenua e idealistica, in maniera invece a volte molto generativa, e devono prendere forma, devono trovare una possibilità di generare trasformazione e cambiamento. E su questo credo che ci sia una riflessione importante da fare, sempre psicologicamente parlando, cioè sia le generazioni precedenti che le generazioni più giovani, diciamo così, devono trovare un nuovo modo di costruire un'azione politica, perché se usciamo dalle logiche, come dire, classicamente partitiche, l'azione politica è l'impegno di tutti per il benessere collettivo, indipendentemente poi dalle idee personali, e il potersi ritrovare in questo minimo comune denominatore, cioè del potersi attivare, del volersi attivare per desiderare una comunità migliore in cui ciascuno può attivamente, come fanno molti di questi giovani, portare un piccolo contributo, può e deve diventare un nuovo modo di riscoprire un impegno sociale collettivo e trasversale tra tutti noi, indipendentemente poi dalle appartenenze partitiche di ciascuno. Secondo lei è stato un errore togliere l'educazione civica dalle scuole? Per me è stato un grosso errore, assolutamente sì. L'educazione civica è il fondamento della civis, cioè del cittadino, e noi siamo prima di tutto cittadini, ciascuno con le proprie idee, ciascuno con le proprie idealizzazioni, passioni, interessi, quello che vuoi, ma siamo prima di tutto cittadini, e riscoprirci in questo minimo comune multiplo di cittadinanza trasversale, condivisa e universale di tutti noi è il fondamento anche psicologico del sentirsi parte di una comunità, di una matrice comunitaria e generativa. Grazie, grazie dottor Pezzullo per averci dedicato un po' di tempo, ci interessava approfondire questo tema. È un tema ricorrente, ma un tema che non va assolutamente dimenticato. Grazie Presidente per essere stato con noi, arrivederci. Grazie a voi come sempre, buona giornata. Buona giornata. E allora continuiamo il nostro viaggio nella politica con la conoscenza, un faccia a faccia con il nuovo sindaco di Villanova di Campo San Pietro. Siamo nel Padovano, Sara Gaiani. Sara, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essersi collegata con noi. Lei insomma, non è nuova alla politica, raccoglie l'eredità del sindaco uscente con una civica del centrodestra. Stavamo commentando, non so se ha avuto modo di sentire con il presidente dell'Ordine degli Psicologi, questa disaffezione, no, di molti italiani alla politica. Lei è un sindaco giovane, quando è entrata nella sua vita la politica e come ovviamente come commenta insomma questa sua elezione? Beh, allora io sono entrata in politica, o per meglio dire in amministrazione, 10 anni fa, perché ho fatto parte appunto dell'amministrazione Rinnoviamo Villanova per 2 mandati, i primi 5 anni come consigliere comunale e il secondo mandato come assessore alla cultura. E quindi è stata, diciamo, una novità per me, nella quale mi ha introdotta il precedente sindaco, che già faceva parte del mondo politico in precedenza, e poi ne ho raccolto, ecco, il testimone per queste elezioni. È stata una bellissima sfida, una campagna elettorale intensa, ne siamo usciti vincitori con un'ottima percentuale, per cui siamo sicuramente soddisfatti. Sentivo appunto parlare un po' di astensionismo nel nostro territorio. La percentuale di adesione, ecco, al voto è stata del 62%, e 5 anni fa è stata del 66%, quindi effettivamente un piccolo calo si è visto, non particolarmente grande, ma c'è stato, e in effetti i presidenti di seggio con cui parlavamo durante, ecco, le operazioni di voto mi dicevano che la più grande disaffezione veniva dai giovani, e speriamo di riuscire, di continuare ad affezionarli invece al proprio territorio, invitandoli e suggerendogli caldamente di recarsi a votare, perché solo così si può scegliere il proprio futuro. Allora, come primo cittadino, come pensa di intercettare i giovani del suo territorio? Ci sono già dei progetti, delle iniziative che lei ha in mente?
Sì, sicuramente noi intendiamo proseguire alcune bellissime progettualità che portavamo già avanti nel corso degli scorsi mandati. In primis quello che riguarda il progetto per i ragazzi che appunto compiono 18 anni nell'anno e facciamo alcuni approfondimenti anche di educazione civica di cui parlavamo, quindi per conoscere meglio il mondo delle istituzioni, e in questo frangente intercettiamo e conosciamo tantissimi giovani che si apprestano proprio al 18° anno d'età e li invitiamo anche a far parte attiva poi della nostra cittadina. Per quanto riguarda poi anche altri progetti, c'è un progetto di cittadinanza attiva che è molto comune e noto nel nostro territorio, che Ci sto a fare fatica, e proprio in questi giorni stiamo completando tutti i documenti per poterlo confermare anche durante questa estate. Andremo a far lavorare 50 giovani del nostro territorio per renderli più vicini alla cosa pubblica e sentirla più propria. Poi le progettualità anche di riscoperta di talenti, per valorizzare i talenti, insomma cerchiamo in tutti i modi di agganciarci ai giovani ed essere a loro vicini. Lei ha vinto con una civica di centrodestra. Ci racconta un po' il rapporto tra civismo e partiti. Abbiamo visto che insomma il centrodestra in tutti questi territori in Veneto dove si è presentato unito ha stravinto. Diciamo che in realtà io non ho nessuna tessera di partito, quindi effettivamente il fatto del centrodestra è magari un'inclinazione personale rispetto alla quale io mi avvicino. C'era un esponente con una tessera di partito, per esempio afferente alla Lega, però sì, mi sento di dire che il fatto che la rappresentazione di centrodestra sia stata espressa poi dalla stampa è data più che altro da magari una vicinanza personale che mi avvicina al centrodestra, più che da una rappresentazione, da un'espressione politica della nostra lista, ecco. Secondo lei c'è bisogno di avere delle tessere di partito in cui riconoscersi, perché poi adesso lei che dovrà formare la sua giunta, immagino dovrà anche in qualche modo rispettare i pesi e le proporzioni dei risultati elettorali. In questo senso quanto peserà il fatto che ci siano delle tessere di partito all'interno della sua coalizione, e quanto invece lei riuscirà a muoversi autonomamente nella formazione della giunta? Guardi, proprio qui torniamo al discorso della civica 100%, perché abbiamo la fortuna di non essere mossi dalle segreterie di partito, anzi quello che interessa a me nella formazione della giunta è il capitale umano espresso anche dalle preferenze che hanno raccolto i candidati e dal tempo che possono mettere a disposizione nel nostro territorio. Quindi assolutamente valore zero per quello che riguarda il partito, anche perché appunto in un paese come il nostro che conta poco più di 6.000 abitanti noi dobbiamo rispondere ai nostri cittadini e non alle segreterie di partito. Questo avevamo promesso in campagna elettorale ed era una promessa seria che intendiamo mantenere, quindi la rappresentazione sarà data dalle preferenze dei cittadini e non dalle richieste o eventuali accordi con segreterie di partito, che peraltro non ci sono neanche stati, devo dire. L'ultimo tema è un po' quello del maltempo, lo stiamo raccontando, abbiamo visto le immagini dell'Emilia Romagna, ci sono delle zone, delle aree che devono essere attenzionate, ci sono dei provvedimenti che per Villanova di Campo San Piero lei ritiene di dover prendere? Allora, devo dire che fortunatamente nel corso degli scorsi anni abbiamo fatto diversi interventi sostanziali di risezionamento dei fossati, e zone che fino a 10 anni fa anche con piccole acquazioni di breve durata erano soggetti poi a diversi problemi di intervento, poi in queste ultime ore e giorni di forte maltempo in realtà hanno dimostrato come il lavoro fatto di prevenzione sia stato assolutamente efficace. Quindi stiamo ovviamente tenendo monitorato il livello dei nostri corsi d'acqua, ma nello stato attuale non c'è nessuna preoccupazione né nessun intervento urgente da fare. Non possiamo fare altro che augurarle in bocca al lupo a Sara Gaiani allora per questo suo mandato. Quanto tempo si dà per la giunta? Penso già domani potremo fare una comunicazione stampa, ecco, per la nomina ufficiale, poi arriverà la prossima settimana. Terrà per sé qualche delega in particolare?
Diciamo che, stante la mia professione, sicuramente terrò per me gli affari legali, che è una fattispecie alla quale mi sento particolarmente affine, e poi cercherò di essere il massimo collaborativa con i membri di tutta la giunta del Consiglio Comunale, che avranno anche deleghe, quindi oltre agli assessori anche i consiglieri delegati. Grazie Sindaco, in bocca al lupo. Grazie a voi, in bocca al lupo. E arrivederci, grazie. Sara Gaiani, sindaco di Villanova di Campo San Piero. E di donne in realtà, e con le donne continuiamo a parlare. Ci hanno appena raggiunto in studio le due consigliere praticamente più votate. Siamo a Treviso, Consiglio Comunale. Buongiorno Carlotta Bazza, Partito Democratico. Buongiorno Carlotta. Buongiorno. E buongiorno a Claudia Tronchin per la Lega. Buongiorno. Claudia. Insomma, è il vento rosa che soffia anche a Treviso. Allora io parto da Carlotta, siamo all'opposizione ovviamente. Il suo è stato un exploit sostanzialmente. Lei ha fatto una campagna elettorale molto forte a fianco di Marco Zabai, una campagna molto presente sul territorio. Intanto partiamo da qui. Che cosa ha trovato sul territorio nel suo viaggio per raccontare, insomma, e per promuovere il candidato Denardi? Beh, innanzitutto è stata un'esperienza molto arricchente e ho trovato tante persone che hanno bisogno di essere ascoltate. E questo è il primo dato e quindi mi sono sentita di farmi portavoce di queste persone. Da che percorso viene lei, Carlotta? Intanto così la facciamo un po' conoscere ai nostri telespettatori. Io ho fatto parte di una lista civica, per lungo tempo l'ho fondata e poi sono passata al Partito Democratico da 2 anni. Ecco, prima con Ferrazzi si parlava proprio del Partito Democratico e di questo ipotetico effetto Schlein che pare stia portando via, insomma, parecchi voti anche al Movimento 5 Stelle. Che ventata nuova può dare, secondo lei, insomma, da donna a donna, da Schlein, all'interno del Partito Democratico? Beh, si respira un'aria nuova e c'è una gran voglia di rinnovamento. Ci sono tanti giovani che si stanno iscrivendo, quindi insomma, secondo me i risultati di questa nuova ventata, i semi, diciamo, sbocceranno a breve. Ci vuole ancora un po' di tempo. Quali sono i temi su cui, secondo lei, i temi più forti della campagna elettorale del Partito Democratico? E poi proviamo anche ad analizzare. Avete analizzato un po' la vostra sconfitta? Insomma, Denardi ha subito una pesante sconfitta. Sì, certo. Allora i temi più forti per quel che mi riguarda sono stati la partecipazione prima di tutto, perché ho sentito una grande necessità di coinvolgere le persone, di avvicinarle alla vita politica e questo in un certo senso la campagna che abbiamo fatto io e Marco lo dimostra. Per quel che riguarda il risultato, secondo me Giorgio Denardi si è fatto conoscere ancora poco e purtroppo non abbiamo avuto abbastanza tempo. Comunque riconosco la sua grandissima generosità. Può aver pesato, secondo lei, il fatto che Denardi non fosse un politico, se immaginiamo la campagna elettorale di un po' Samai, che invece, insomma, potrebbe riprendersi Vicenza, quindi mentre Vicenza ha candidato un politico come lei, come Zabai, insomma della prima ora del Partito Democratico, piuttosto che un civico, un imprenditore come Giorgio Denardi. Forse il Partito Democratico, il centro-sinistra ha bisogno di far tornare in primo piano la politica, la militanza politica. Questo sicuramente, ma io credo che la candidatura di Giorgio Denardi sia stata perfetta. Ripeto, secondo me è mancato proprio il tempo per farsi conoscere, è stata una campagna difficile, molto breve, però ha costruito un'ottima squadra e adesso lavoreremo insieme in Consiglio Comunale. E di questo parleremo tra pochissimo. Allora Claudia, anche lei votatissima, intanto per lei che tipo di campagna elettorale è stata e nella sua storia politica che cosa può portare in Consiglio? Allora, la campagna elettorale è stata breve, però noi essendo appunto già al governo con Mario Conte, io in tutti questi anni ero sempre in campagna elettorale, sempre con l'agendina, raccogliere le istanze dei cittadini, quindi la mia campagna elettorale è continuata. Forse in questi 4 mesi abbiamo concentrato i nostri gazebo soprattutto al mercato, ormai mi portavo il gazebo a casa, in poche parole. Ci sono i cittadini. I cittadini sapevano che avevamo questo gazebo il sabato mattina là al mercato o sulla rampa delle mura. E ringrazio proprio pubblicamente il mio segretario appunto di Treviso 2, Cristian Schiavon,
e anche l'organizzativo Pier Maria Mongini per sempre la disponibilità ad aprire e chiudere i gazebi, perché non è neanche facile trovare le persone adatte e anche disponibili a essere sempre al gazebo e a raccogliere appunto le istanze dei cittadini. Poi non è neanche facile, non è per tutti stare con i cittadini e parlare, anche perché bisogna essere anche un po' psicologi. Ho visto in questi anni, devi saper accogliere tutti, sempre con il sorriso. Quindi ci state raccontando che è tornata la militanza quella vera. È molto importante, molto. Anche noi abbiamo giovani nuovi che si stanno tesserando. E veramente invito i giovani, invito anche i coetanei di mio figlio quest'anno era la prima volta che votava, insomma, dai. Quindi neo-18enne. E veramente mi faceva delle domande, quindi vedo proprio la gioventù che si sta avvicinando ed è anche un buon segnale, perché ok essere amministratori ma anche politici, e poi devono capire che non è facile amministrare una città, è facile dire non vado a votare perché non mi interessa, anzi no, è sbagliatissimo, bisogna andare a votare e diventare parte attiva nell'amministrazione, cioè bisogna che ritorni anche a scuola questa educazione civica, le regole. Ne parlavamo prima con il presidente dell'ordine degli psicologi, togliere l'educazione civica come materia scolastica è stato un grave danno. Infatti, perché ha allontanato ovviamente i giovani da tanti concetti che poi in qualche modo fanno parte della nostra vita. Carlotta, la politica quando e come è entrata nella sua vita, ad esempio, questa passione politica? Allora, io sono, diciamo, fin da giovane, dal liceo, ero appassionata di politica e mi interessava fare politica. E poi in realtà appunto c'è stata la necessità di, nel 2013 con la campagna per Giovanni Manildo, di entrare nel vivo della campagna, assolutamente, e quindi mi sono sentita candidata io stessa, pur non essendomi candidata, e ho aiutato, diciamo, durante la campagna, mi sono spesa in prima persona. Sì, assolutamente, e questa è una cosa che io ho sempre detto ai miei elettori, di sentirsi candidati, responsabilizzare in questo senso le persone è stato molto importante per la nostra campagna anche adesso, per cui la mia casa comunque all'epoca era diventata, diciamo, una sede elettorale in cui ho chiamato all'inizio un gruppo di 10 persone e queste persone poi si sono moltiplicate. Questo è stato molto bello perché politica per me è prima di tutto creare dei legami. Quindi la politica in qualche modo si è politici sempre? Sempre, assolutamente, sono d'accordo, si è sempre anche in campagna elettorale e bisogna essere proprio nel territorio, molto presenti. Questa è stata la campagna anche mia di Marco Zabai, perché appunto al di là della campagna social molto presente, che è stata necessaria e fondamentale, siamo stati nei quartieri, abbiamo fatto i porta a porta, i cittadini ci hanno organizzato incontri, giovani, anziani, non abbiamo trascurato nulla. Allora, come sarà la vostra opposizione, la sua opposizione in Consiglio? Perché, insomma, abbiamo visto comunque una campagna elettorale su alcuni temi abbastanza aggressiva, abbastanza forte, breve ma piuttosto forte. Questa opposizione invece come sarà? Beh, allora io sono molto emozionata ed è un nuovo percorso che inizia, per cui intanto mi metto in ascolto e anche a disposizione dei già consiglieri per comunque capire come muovermi, quindi adesso sono anche un po', devo dirlo, emozionata, però sicuramente coinvolgerò di nuovo i cittadini, perché spesso degli incontri che ho fatto durante la campagna elettorale, la cosa che mi è piaciuta e che ritengo importantissima sono innanzitutto le competenze di cittadini, di associazioni e poi anche le loro soluzioni, per cui quello che io soprattutto ho promesso e che sento di dover fare è rincontrare questi cittadini nei quartieri e facendo comunque delle assemblee per far emergere tematiche, idee ma anche appunto soluzioni. Cosa porterà lei in Consiglio? Ci sono anche dei temi, insomma, in particolare che lei sente suoi? Beh, certamente le varie lavori pubblici che devono essere ultimati nel mio quartiere di Selvana, tra cui anche Via Zanella, proprio scritto anche nel programma elettorale, e altre cose specifiche appunto come lavori pubblici. Poi altre cose importanti che sicuramente dovrò seguire è anche il discorso problema baby gang in centro, che là ha proprio un grosso problema, che secondo me bisogna prendere le famiglie, i genitori, fare un dialogo insieme, perché veramente hanno creato dei problemi in centro, si può dire, anche i commercianti. Essendo anch'io mamma, quindi so come sono le dinamiche di questi giovani. Questi giovani, secondo me,
è giusto far ritornare l'educazione civica, ma anche la leva militare, perché rimettono le varie regole. Volontaria o obbligatoria? Io farei anche obbligatoria, Lei un starebbe anno, fa bene a questi giovani sinceramente, e quindi dobbiamo un po' fare un tavolo secondo me tra le associazioni dei giovani, le associazioni dei genitori, creare proprio un tavolo per portarli, per guidarli, per evitare tutti questi episodi anche violenti che ci sono in centro. E parlare, però tante volte alcuni genitori non ci sono e mi chiedo, mi faccio una domanda, ma sinceramente, è giusto essere madri e non seguire i propri figli? Quindi è il settore del sociale che va potenziato, secondo lei? Beh, va bene anche così, però ci deve essere più dialogo con i genitori, che tante volte sono assenti, quello che volevo dire io, molto assenti. Tante volte sono stati chiamati dalle Qui forze... siamo anche forse alle politiche del welfare che a volte sono assenti forse perché devono portare a casa uno stipendio. Beh, anch'io lo porto a casa, quindi... però mi fermo, parlo con i miei figli, dico c'è qualcosa che non va, dimmelo. Oppure purtroppo questi giovani seguono delle compagnie sbagliate e magari non si sanno e si chiudono in se stessi. Questo di politica anche lui sta attivando tantissimi servizi per i giovani e forse bisogna aiutarli e accompagnarli anche con amore e seguirli, insomma, ecco. I giovani, Carlotta, ne avete incontrati, immagino, e appunto si diceva anche di quanto ci possono essere da una parte giovani estremamente impegnati, immaginiamo i Friday for Future, piuttosto che i ragazzi che stanno piantando le tende ormai in tutte le parti d'Italia, piuttosto che giovani totalmente disinteressati alla politica. C'è un divario incredibile, l'avete percepito anche voi nella vostra campagna elettorale? Guarda, sinceramente no, nel senso che noi abbiamo... Allora, innanzitutto secondo me bisognerebbe cominciare a parlare con i giovani e non dei giovani, per cui in realtà noi ne abbiamo incontrati tantissimi tra i 18 e i 23 anni e questi ragazzi si sono messi a disposizione della nostra campagna, attivandosi tantissimo e proponendo tantissime idee molto belle. Ci dà qualche esempio? Beh, per esempio anche hanno bisogno di spazi dove stare che non siano i soliti luoghi in centro e dove vivere anche la cultura in modo diverso. I festival hanno bisogno di più stimoli, questo sì, bisogna trovare questi stimoli. Le piace l'idea che ha lanciato Conte che la nuova giunta avrà un nuovo assessorato, l'assessorato ai grandi eventi? Le piace questa idea? Bisogna vedere cosa intende, diciamo. Sicuramente c'è bisogno di una rete per i grandi eventi che ancora non è stata fatta e questo sarebbe importante. Mi auguro, vedremo insomma come lavorerà, vediamo cosa intende per assessorato ai grandi eventi. Lei dice che si può fare di più per la cultura a Treviso rispetto a quello che è stato fatto fino adesso? Sì, secondo me sì, si può e si deve fare assolutamente di più, creando anche dei nuovi stimoli, anche portando i festival nei quartieri, perché no, e ascoltando anche le esigenze appunto dei giovani, delle associazioni, facendo lavorare anche le associazioni insieme, perché è pieno di associazioni culturali. Claudia, secondo lei, visto che appunto ci ha parlato di Selvana, i quartieri devono essere un po' più valorizzati, si può fare qualcosa di più? Beh, guarda, nel precedente mandato appena concluso tutti i quartieri erano coperti da qualche consigliere, quindi noi consiglieri che siamo le prime sentinelle sul territorio portavamo le istanze di ogni quartiere al sindaco, quindi bene o male avevamo anche interpretato il volere appunto di tutti i vari quartieri, ma avevamo fatto, mi ricordo con la Lavinia, d'estate soprattutto il cinema itinerante nei quartieri che aveva avuto molto successo e sicuramente forse quello si può allargare un attimino, però avevamo già incominciato ad andare nei quartieri con il cinema, con il teatro dei burattini, con tante cose, insomma. Io mi ricordo quest'estate che io ero andata a Selvana e a Fiera, tutti contenti, tutti felici a vedere il cinema all'aperto. Quindi insomma i quartieri non sono stati lasciati no, non sono indietro? No, per niente, anzi mi ricordo che c'erano anche i track nelle varie piazzette e penso che continueremo con questi eventi nei quartieri d'estate, insomma. Allora chiedo alla regia di mandare in onda un servizio, vi facciamo vedere attraverso l'ultima sezione, la 65, che ancora non era stata scrutinata, l'esito definitivo del voto con il Partito Democratico che perde un seggio. Facciamo il punto con il servizio della redazione di Treviso.
A 3 giorni dalla chiusura delle urne si è finalmente risolto il pasticcio al seggio 65 delle scuole Carrer, che ha costretto l'invio delle schede all'ufficio centrale per il conteggio definitivo di voti e preferenze, e dagli ultimi calcoli ad uscirne penalizzato è il Partito Democratico, che vede scendere il numero di consiglieri da 6 a 5. L'altra notizia è quella che vede fuori dal Consiglio Comunale Andrea De Checchi, vice sindaco azzurro del Conte 1, che nonostante le 349 preferenze cede il passo a Davide Acampora, che di voti ne ha portati a casa 457. La lista Mario Conte sindaco cresce ancora, portando a Palazzo dei 312 consiglieri. L'exploit della lista infatti ha fatto guadagnare un ulteriore premio di maggioranza, la partita tra centrodestra e centrosinistra più terzo polo, che si chiude a 22 a 10. Il tutto al netto di quelle che saranno le decisioni del sindaco per la scelta degli assessori, che comporranno la nuova squadra e che quindi andranno a liberare dei posti in consiglio per i primi dei non eletti, sempre che si tratti di chi rimane nella parte più alta della classifica, altrimenti, come nel caso di Gloria Tessarolo, 17ª per preferenze, un suo ritorno in giunta non andrebbe a cambiare il numero dei consiglieri. Probabile un ripescaggio di Andrea De Checchi, che potrebbe rientrare in giunta, così come appare scontata la nomina del recordman Alessandro Manera, vice sindaco in pectore con 761 preferenze. Del terzo polo entra in consiglio il solo candidato sindaco Nicolò Rocco, restano fuori 5 Stelle ed il Popolo della Famiglia. Composizione del Consiglio Comunale, donne in primo piano in questo caso, entrambe con un record di preferenze, un valore aggiunto, un privilegio, l'essere donna l'aiuta? Sì, in alcune volte sì, mi aiuta, anche perché non è facile essere donna in politica. Cioè, noi per essere in politica, prima c'è la famiglia, il lavoro, cioè facciamo la fatica 3 volte rispetto a un uomo. Quindi io sono contenta del mio spazio che mi sono creato in questi anni, ringrazio tutti, soprattutto la mia famiglia che mi sta vicino, e anche tutti i miei colleghi di partito che mi aiutano costantemente in questo mio percorso, e spero di continuare a portare il mio valore aggiunto appunto come donna, in quanto noi donne abbiamo sempre qualcosa in più e vediamo la vita da una certa angolazione diversa dell'uomo. Carlotta? Sì, allora io credo anch'io che sia un valore aggiunto, anche perché la donna è molto ricettiva e il saper ascoltare. L'ho visto anche con Marco Zabai durante la campagna elettorale, siamo molto complementari e questo è molto importante, gli uomini in politica lo capiranno, lo stanno capendo. C'è una cosa, adesso lo chiedo ad entrambe proprio velocissime, che non vi è piaciuto della campagna elettorale dell'avversario? Lei cosa non è piaciuto della campagna elettorale degli avversari? Potete anche essere cattive. No, io dico solo che hanno attaccato senza proporre. Troppi attacchi. Sì, poteva essere un po' più soft e basta, dico solo quello. Ma in realtà io ero molto concentrata sulla mia campagna e sulla campagna di Giorgio De Nardi, per cui in realtà... Cosa non è piaciuto della loro? In realtà li ho visti abbastanza frammentati, questa cosa è stato un po' un ostacolo più per loro, ma che poi si è riversato su tutti. Allora, adesso una domanda politica e poi le lasciamo andare, perché entrambe in realtà hanno il loro lavoro, la loro vita privata, e anche qui i tempi della conciliazione bisognerà trovarli. Centrodestra, lei Claudia della Lega, il centrodestra in Veneto, dove si è presentato unito, insomma è andato a sfondamento, ha vinto, abbiamo visto insomma anche espugnata la roccaforte di San Biagio di Callalta. Dove si è presentato separato, la Lega è andata in difetto, nervosa della battaglia ad esempio. Io dico propongo un consiglio a tutti: meglio essere uniti che da soli, cioè qua la squadra vince, e anche se ci sono dei malumori, dei problemi tra una parte o l'altra, bisogna veramente mettersi una mano sul cuore sui cittadini e sul volere appunto di una buona amministrazione, perché quasi tutte le amministrazioni che abbiamo in essere noi di destra, della Lega, facciamo una buona amministrazione, quindi dico a tutti tante volte di farsi un attimo da parte per il bene dei cittadini, e quindi è giusto essere uniti. Cioè, troppi personalismi. Brava, sì, troppi personalismi tante volte, invece bisogna pensare al benessere dei cittadini. Partito Democratico, prima Andrea Ferrazzi diceva, proprio qui in questa sede, non riesce a sfondare perché serve una coalizione più ampia, più larga, quindi un centro-sinistra. Sì, anche se il Partito Democratico, ripeto, l'effetto Schlein si dovrà ancora vedere, per cui
aspettiamo, noi siamo aperti e disponibili a lavorare con tutti in realtà, e sicuramente dobbiamo lavorare molto, ma stiamo seminando molto. Avete dialogato con i colleghi del Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale? Vi siete sentiti affini a loro? Sono diversi i temi che vi accomunano. Non abbiamo dialogato tantissimo in sede di campagna elettorale e ora probabilmente dialogheremo anche con loro. Quindi pronti ad un ascolto? Assolutamente, sempre. Grazie, allora grazie alle nostre donne record in consiglio, Claudia Tronchin, Carlotta Bazza, grazie per essere stati con noi in questa diretta di prima edizione. Le vedremo evidentemente all'opera in consiglio e monitoreremo la situazione. Noi adesso andiamo in pubblicità, siamo alle previsioni del tempo, poi a seguire nuovi collegamenti con le altre redazioni, nuovi servizi, e conosceremo anche qualche altro nuovo sindaco. A tra poco. Brave ragazze. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo. Un nuovo ciclone si avvicina al nostro paese, interessando tuttavia in misura minore il nord-est. La giornata di venerdì 19 maggio infatti sarà in genere stabile. Vediamo in dettaglio. Sul Veneto cielo al mattino in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio avremo nubi un po' più irregolari, non del tutto escluse delle precipitazioni sparse sui settori montani e occidentali della pianura, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece tra i 19 e i 22 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ampie schiarite con sole prevalente, quantomeno inizialmente. A seguire locali annuvolamenti, ma in genere non daranno origine a piogge. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà variabile. Avremo sole e nubi con aumento della probabilità di rovesci dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con Prima Edizione. Ci chiede la linea la nostra Luisa Bertini. Vi ricordate i diversi atti di intimidazione nei confronti dei sindaci 5, i primi cittadini del Vicentino finiti nel mirino per scritte sui muri, addirittura lettere con intimidazioni. La nostra Luisa è in compagnia del prefetto, che ha duramente condannato evidentemente questo atteggiamento. Luisa, buongiorno, siamo da te. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del prefetto di Vicenza, il signor Salvatore Caccamo, per parlare di atti intimidatori rivolti ai sindaci, l'ultimo dei quali quello che ha interessato il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. Però è un trend che qui a Vicenza in realtà quello degli atti intimidatori si allinea con quello del 2022 e l'ultimo episodio, lei dice, è stato un caso isolato. Sì, io lo classificherei come un caso isolato e soprattutto un caso da non destare preoccupazione e allarme. Come ha detto lei, anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio Nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori ha confermato questo trend in diminuzione, che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento. Quindi per quanto riguarda Arzignano sicuramente, come avete pure appreso
dalle attività di indagine sinora condotte, è un gesto da ricondurre all'azione di un balordo, lo definirei, ma un soggetto già conosciuto, tra l'altro seguito anche dai servizi sociali del comune, e nei confronti del quale noi adesso appronteremo quelle misure di prevenzione che sono previste proprio per atti di questo genere. Quindi al di là delle prontissime misure, diciamo, di vigilanza che sono state adottate in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica nei confronti del sindaco, ma anche quella è una misura, diciamo, di prevenzione, non deve destare allarme e preoccupazione, tant'è che io personalmente ho interloquito col sindaco, ho rappresentato che in casi del genere vengono, come diciamo, procedura, vengono attuate poi delle misure precauzionali, cosa che è stato fatto prontamente in sede di riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco, ovviamente condanna del gesto da parte delle istituzioni e anche vicinanza. Lei mi dice uno strumento di vicinanza nei confronti dei sindaci sono questi comitati di sicurezza che lei ha disposto di svolgere in maniera itinerante di comune in comune. Sì, assolutamente fondamentale. La vicinanza agli amministratori comunali è proprio il nostro ruolo, ma la vicinanza non è una vicinanza soltanto fisica, perché ci rechiamo direttamente presso i comuni, è una vicinanza che consiste, uno, nel capire direttamente dalla voce dei sindaci e degli amministratori quali sono le attività che stanno ponendo in essere, e capire, ecco, se ci sono delle criticità che possono costituire oggetto di approfondimento da parte del sottoscritto e dei rappresentanti delle forze di polizia. Quindi i comitati itineranti hanno questa finalità: uno, ecco, come ho detto, rappresentare questa vicinanza istituzionale e soprattutto un rapporto interistituzionale costruttivo e che ci dia le basi per poter intravedere poi delle misure atte a garantire ulteriormente la cornice di sicurezza presso le comunità locali, e poi anche capire quali sono le esigenze dettate dal territorio, quindi ovviamente i cittadini, sempre in chiave di prevenzione, ma soprattutto di rafforzare sempre di più la sicurezza e la serenità e la vivibilità dei territori. Ecco, io ringrazio il prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie alla nostra Luisa Bertini di sicurezza. Noi continuiamo a parlare, lo facciamo con ANAP, Confartigianato Imprese, Marca Trevigiana, Bruno Mazzariol, presidente del gruppo. Buongiorno Presidente, e Letizia Bacichet, vicepresidente. Buongiorno Letizia. Buongiorno. Allora, vi facciamo vedere, vediamo, ci proviamo. Questo è il volantino, quinta edizione, più sicuri insieme. Ieri è stata presentata l'iniziativa, contestualmente sono state date anche delle premiazioni, poi magari vi faremo vedere qualche fotografia di artigiani, come dire, storici, no? Per i 25 anni di attività, e qui nella Marca ne abbiamo parecchi. La campagna di sicurezza per gli anziani che sono, come dire, l'obiettivo primo dei truffatori, e questa campagna per la sicurezza è longeva, ha già 5 anni. Perché è così importante? Quali sono i messaggi che lancia? Allora, noi lanciamo questi messaggi, servono unicamente per tutelare i nostri pensionati e le persone anziane, perché naturalmente vengono coinvolti da truffe, raggiri, attraverso anche sia l'internet, attraverso il computer, il PC, il telefono, lo smartphone, cioè hanno la possibilità di essere coinvolti in parecchie situazioni, tra cui queste sono delle situazioni che cerchiamo di fare in modo di poter salvaguardare o aiutare soprattutto questi pensionati e gli anziani perché non cadano in queste truffe. In che cosa consiste la campagna? La campagna consiste nell'avvicinare tutte le persone possibili attraverso la diffusione di questo volantino che sarà divulgato a qualsiasi struttura, soprattutto nei comuni, dove coinvolgeremo anche le amministrazioni comunali, in modo tale che facciano presente agli anziani la possibilità di poter leggere questo opuscolo, perché attraverso questo opuscolo abbiano anche l'accortezza di evitare determinate situazioni che possono essere negative, e quindi
oltre che alle amministrazioni daremo anche spazio in qualsiasi altra struttura, nelle case di riposo, in qualsiasi posizione dove sussistono la necessità e gli anziani. Ecco Letizia, quindi una campagna capillare, cercare di essere come gruppo pensionati di Confartigianato un po' ovunque, perché se vi sono delle truffe ormai quasi note, no? Il classico finto tecnico dell'Enel piuttosto che bussa alla porta, ci sono altre truffe che stanno prendendo sempre più piede, che sono meno note e di fronte alle quali abbiamo meno strumenti di difesa. Parlava prima Bruno delle truffe su internet, ve ne sono tante, insomma adesso sono tantissimi gli anziani che hanno uno smartphone, che hanno un tablet e che quindi insomma utilizzano anche a fare acquisti online, poi ci sono le truffe bancarie, insomma ci sono varie tipologie di truffe. Sì, assolutamente sì. Purtroppo è un mondo vasto e vorrei dire in evoluzione, perché anche a causa dei 3 anni di Covid che abbiamo passato, che la gente si è chiusa purtroppo in casa, queste persone ne approfittano e diventano sempre più abili, quindi appunto il nostro obiettivo è informare il più possibile e dire se qualcuno subisce un raggiro, un qualcosa, di non vergognarsi, di denunciarlo, perché l'ho vissuta anch'io poco tempo fa. Le forze dell'ordine sono presenti e vengono. Cioè, quindi, è successo anche a lei? Sì, una cosa stranissima in negozio 2 anni fa, che effettivamente ancora adesso dico è impossibile. Ce la racconta? Ve la racconto. Quasi orario di chiusura entra un ragazzo giovane, gentilissimo, carinissimo, con accento francese, per acquistare 2 prodotti, mi si presenta con 50 euro, io non avevo da cambiare, gli dico guardi no. E no, le dico la verità, non so cosa è successo. La mia fortuna è stata che c'era la dipendente, che non c'è mai al pomeriggio, quel giorno c'era. Io mi sono trovata con lui all'interno, dietro il negozio, che aprivo anche il portafoglio per fargli vedere una cosa che non è da me, è proprio una cosa stranissima. Infatti la mia dipendente era, cioè come dire, ma cosa stai facendo? Era una cosa, non so cosa io avevo in mano questi soldi, non lo so, una cosa stranissima. Fatto sta che poi lui, vista la situazione, ha detto va bene, non importa, vado a chiamare io. Ho chiamato subito il 112, in 10 minuti sono arrivati e mi hanno detto che ho fatto benissimo, perché era successo il giorno stesso in altre famiglie che loro avevano capito, quindi l'importanza di denunciare, di non vergognarsi, non perché si è anziani, si è più stupidi, no, assolutamente no, perché sono bravissimi anche quelli che ti suonano il campanello, si presentano in maniera elegante, affabile, quindi bisogna stare molto attenti, quindi noi speriamo con questa campagna di riuscire anche, come diceva il Presidente, anche andare nei centri anziani dove appunto c'è il ritrovo di queste persone e di spiegare un po' cosa fare, coinvolgendo la disponibilità che c'è da parte delle forze dell'ordine, che ci hanno detto siamo qui, siamo presenti, e quindi speriamo, perché è in evoluzione questa cosa, e con sistemi sempre nuovi, che rimani un po' anche allibita a sentire. Uno dei capitoli, ad esempio, di questo giornalino è la sicurezza in strada, no? Quindi è chiaro che magari rapinatori o insomma, truffatori puntino magari alla popolazione anziana, perché si immagina popolazione con meno prontezza di riflessi, o succede molto spesso questo. Ecco, quali sono i pericoli che si possono incontrare in strada? Allora, in questo caso bisogna che stiano attenti quando si recano al bancomat o al ritiro dei soldi, perché quando loro sono attenti e sanno che questi hanno fatto un prelievo, quindi la cosa migliore è quella di stare attenti che alle spalle non ci sia nessuno che controlla questo passaggio, perché una volta fatto questo passaggio è chiaro che prima o dopo questi ne approfittano, sanno che hanno ritirato dei soldi e quindi la cosa è molto semplice e facile, anche perché loro sono sempre ben vestiti, ben preparati, quindi siamo già preparati a capire che queste persone sono persone degne e corrette, perché sono ben vestiti, e invece non è questo, anzi sono quelli che poi l'apparenza inganna in questo caso, e quindi
diciamo che bisogna stare attenti perché per strada è la cosa più semplice. Poi c'è anche chi si avvicina, viene abbracciato. Al momento in cui viene abbracciato, cosa succede? O le strappano la catenina o l'orologio o addirittura riescono a togliere anche il portamonete. Quindi sono tutti aspetti questi che devono essere ben informati i nostri. Un altro tema è quello delle frodi bancarie, ad esempio, no? Perché riceviamo mail, apri qui, clicca qui, spostamenti di denaro. Queste forse sono le più subdole, no? Perché sono bancarie, di fronte a questi temi spesso gli anziani non hanno competenze digitali rispetto a magari i giovani. No, effettivamente, infatti arrivano spesso sul telefonino messaggini e quant'altro. Il consiglio che noi diamo, perché ce l'hanno detto, è: se hai un dubbio, innanzitutto non aprire mai nessun link, niente, e se hai un dubbio chiama la tua banca, il tuo ufficio postale e senti, perché effettivamente come tu apri, come tu fai qualcosa, loro ci hanno detto che la banca non ti chiede di riattivare, di fare, quindi sempre andare al limite ad informarsi da chi ti sembra di aver ricevuto questo messaggio. In più. Meglio un passaggio in più, assolutamente sì. E anche sul discorso del telefonino questo e quant'altro, una cosa anche da stare molto attenti, che c'è stato detto: se uno va a fare una gita, va in vacanza, è sconsigliabile postare delle foto quando sei in vacanza, fallo quando torni a casa, perché sanno che sei in vacanza alla tua casa. Ma come esci ti chiedono come ti sei trovato, alla faccia della privacy, e quindi ci sono piccole accortezze, come diceva. Non era così una volta, no? I social network hanno praticamente eliminato la nostra privacy. Esatto. Siamo pronti a questo? Non so se siamo pronti, perché da quello che abbiamo sentito anche negli interventi di ieri, perché noi appunto ci rivolgiamo ai nostri colleghi diversamente giovani, e quindi però anche molti giovani finiscono in queste trappole, vendite online stranissime che ti dicono di pagare qualcosa, poi ovviamente non ti arriva, quindi c'è veramente da stare molto attenti. E poi, diciamo la verità, forse qualcuno come me o altri non siamo così abili con l'internet, con tutto questo, da capire, però vedo che è un problema anche che hanno anche i trentenni, i quarantenni. Quindi parlarne, fare campagne di informazione. Contestualmente all'evento di ieri vi facciamo vedere questa fotografia, perché sono stati consegnati anche delle onorificenze a artigiani che insomma hanno una storia professionale molto lunga, no? 25 anni, onorificenze, tra l'altro vedete ci sono tantissimi primi cittadini, consegnate proprio dai sindaci diciamo dei territori nei quali queste aziende artigiane hanno operato. 25 anni di attività, il lavoro artigiano che è cambiato molto in questi 25 anni. Certo, questi infatti sono dei premi che vengono dati a coloro che hanno lavorato, che hanno fatto un'attività, e non solo, hanno fatto poi anche interventi sociali, hanno lavorato per quanto riguarda, diciamo, oltre che alla loro attività, si sono impegnati anche magari nel proloco, o si sono impegnati anche in altre attività nel sociale. E quindi questi sono maestri d'opera, vengono così definiti queste pergamene che vengono consegnate a queste persone che oltre i 25 anni, ma ci sono persone che hanno anche 50 anni di attività, anche 45 anni di attività. Abbiamo qui ad esempio, questo è un premiato, adesso vi faremo vedere così qualche foto, ma esiste un ricambio generazionale per questi professionisti? Allora, questo è un altro problema che stiamo assistendo come Confartigianato, perché chi ha i genitori e i figli che lavorano all'interno dell'azienda c'è la possibilità di avere anche il cambio generazionale, ma chi ha già avuto o è già arrivato all'anzianità, prende la pensione e non ha nessuno, e i dipendenti magari non c'è nessuno all'interno dei dipendenti stessi che abbia l'accortezza o la capacità di poter prendere in mano questa situazione, chiaro che questa situazione, che questa azienda è destinata a chiudere. Questo è un passaggio molto delicato, perché le nuove aziende si stanno formando attraverso le start-up, e attraverso le start-up vediamo che c'è chi riesce e c'è chi non ce la fa.
E nuove aziende non è possibile, perché io mi ricordo che mio papà è partito quando aveva uno scantinato in una piccola, un piccolo buco, diciamolo, definiamolo proprio così, ed è iniziato là. Oggi non si può più, cioè non è più possibile partire in queste condizioni perché non riesci a stare al passo con il mercato. Quindi ti devi già partire con una situazione già sviluppata. Perché il problema allora è la concorrenza e poi costi troppo alti anche di produzione? Costi troppo alti anche di produzione, perché come fai? Per rimanere nel mercato devi essere competitivo con gli altri, e questa è la differenza. Allora, se tu non sei preparato e non hai l'attrezzatura per essere competitivo con gli altri, è chiaro che gli altri fanno la differenza. Cosa ne pensa Letizia? Lei intanto in che settore è? Io ero settore lavanderie e anch'io ieri ho ricevuto per 42 anni e mi sentivo la più giovane, perché lì c'era gente veramente che hanno dato il riconoscimento di 50 anni, 52 anni. Il signor Bruno squilla il telefono perché lui non smette mai di lavorare, no? Anche se è in diretta su Antenna 3, non importa, gli artigiani sono così. Io invece ho dato un taglio, è da un anno che non lavoro e quindi sono appunto... E effettivamente io ero nel settore delle lavanderie e purtroppo sto assistendo che la nostra categoria... ho l'impressione che sarà una categoria che muore nonostante, ma non perché non ci sia il lavoro, ma perché non c'è l'interesse di praticare un lavoro manuale, un lavoro che la maggior parte dei nostri lavori artigiani non è che ti arricchiscono, però ti fanno vivere dignitosamente, e anche il fatto di avere un qualcosa di tuo, secondo me, è un qualcosa di... Però stiamo vedendo proprio che non c'è interesse. Io nei miei suggerimenti ho detto di provare anche a entrare nelle scuole, a farci conoscere. Tra l'altro oggi ci sono molte più scuole professionali rispetto ad una volta. E a far vedere che esiste anche il mondo artigiano, perché si parla, l'artigiano è bello, ma non ha tutta questa informazione fuori. Si pensa ancora che l'artigiano è quello che lavora, sì, lavori con le mani, ma con strumenti tecnologici. Adesso in quel senso è cambiato completamente, quindi potrebbe attrarre anche un giovane. Forse c'è più la difficoltà ad avere un approccio imprenditoriale. Abbiamo visto anche insomma, con il Covid che tante persone insomma, sono un po' fuggite dai lavori, quelli che ti danno tanti impegni, no? Nella vita, quindi lei ritiene che ci sia un po' questo anche come tendenza nei giovani? Ma io li ho visti fuggire un po' da tutte quelle cose dove bisogna impegnarsi un po', anche dalle associazioni, anche dalla scuola. Non riesco a capire perché, però sempre meno si trovano persone disponibili a collaborare, a fare un qualcosa assieme. Non è piacevole questa cosa, e la noti anche proprio, non so, sembra abbiano interessi diversi che ti portano sì comunque fuori, ma... Il dato sulla mancanza di professionisti lo stiamo raccontando sia nel settore ad esempio della ristorazione, ma anche nel settore dell'autotrasporto, no? Mancano gli autisti ad esempio. Certo. Si fa fatica a trovare personale. Tutti i settori, elettricisti, falegnami, idraulici. Infatti non riesco a capire perché, non lo so, mi piacerebbe proprio anche incontrare questi giovani e capire perché non sono attratti da lavori artigianali, perché il lavoro c'è, per fortuna, in molti settori. Bruno? Certo che c'è il lavoro, anche perché il 110 ha fatto proprio in modo tale che chiunque fosse, perché diciamo che sulla casa tutte le aziende intervengono, tutte le categorie intervengono tutte, quindi bisogna essere attrezzati e bisogna avere anche il personale per poter far fronte a tutte le richieste che ci sono state. È chiaro che le richieste ci sono, ma se non abbiamo il personale cosa facciamo? Quindi anche le scuole, giustamente come diceva la Letizia, le scuole professionali ci sono, però non vengono sfruttate secondo la mia impressione, perché bisognerebbe che ci fosse più persone che affrontino il problema della professionalità e non tutti che vanno all'università, perché se tutti vanno all'università poi si verifica il fatto, come stiamo vedendo, che una volta arrivata all'università, avuta anche la laurea, poi vanno all'estero.
Quindi noi abbiamo un impegno economico per poter portare questi ragazzi a questo livello, per poi dare la soddisfazione a altri paesi europei, perché si recano nei paesi europei, e quindi noi rimaniamo senza queste persone che sono state preparate per avere anche determinati campi di sviluppo, e poi non abbiamo le persone che vanno sulle scuole tecniche, e quindi noi ci troviamo in difficoltà su questo. Cosa ne pensa dell'apprendistato così come è impostato oggi? Ma diciamo che l'apprendistato in sé per sé mi trovo d'accordo, anche c'è l'apprendistato duale, ci sono tantissime possibilità, manca sempre la materia prima purtroppo. E noi ci stiamo impegnando anche con le scuole, ci stiamo impegnando anche con gli istituti tecnici, con l'IVL, con tutte quelle categorie che sono possibili per poter sviluppare e fare in modo che questi ragazzi... Il problema è che c'è una mentalità che bisogna studiare e non bisogna fare scuole tecniche. Questo è il risultato. La preponderanza magari dei licei anche come percorsi di studio più socialmente edificanti ha lasciato un po' a secco come dire, gli istituti professionali. C'è un settore però, e qui vi leggo i dati di Confartigianato, ve li diamo in anteprima, un settore che però pare che stia incuriosendo molto i giovani, è la filiera della bicicletta, perché ad esempio Treviso è la seconda provincia veneta nella filiera della bicicletta, in particolare con le imprese artigiane. Delle 98 le imprese nella marca trevigiana, 72 sono artigiane, dato che colloca Treviso al 20° posto in Italia per percentuale dell'artigianato sul totale della filiera. Quindi la bike economy piace ai giovani. Quindi forse ci sono alcuni settori che trainano, iniziano a trainare, altri settori che vengono lasciati un po' più da parte. Sì, diciamo che abbiamo la fortuna di essere su un territorio che da poco è stato veramente fatto conoscere al mondo, sì, e quindi arrivano anche da tutta Europa e anche da altri paesi, e arrivano perché li vediamo anche noi. Io abito sul Montello e quindi effettivamente c'è questo boom della bicicletta, del ciclismo amatoriale e non amatoriale, certo. E quindi non so, secondo me mi piacerebbe anche vedere l'età di questi giovani che si avvicinano a questo settore. Mi fa piacere sentire, non ero a conoscenza di questo. È un settore trainante, benissimo, so che abbiamo degli amici di colleghi che lavorano e effettivamente non soffrono di mancanza di lavoro, quindi bene, speriamo veramente che si apra qualcosa, anche se secondo me però bisognerebbe lavorare anche un po' sui genitori, non solo sui ragazzi. Lei dice che c'è un lavoro da fare anche sulle famiglie. In ultima battuta abbiamo visto i rincari delle materie prime, insomma è una situazione piuttosto complessa che sta mettendo tanto in difficoltà chi lavora nel mondo artigiano. Che prospettive vedete a lungo termine? Serve un intervento più importante, più forte del governo? Voi insomma di governi ne avete visti, no? Nei vostri anni di attività. Ecco, allora possiamo un po' commentare che cosa forse manca o che cosa è già sul piatto come buona pratica? Sì, sicuramente i costi sono tantissimi e quindi bisognerebbe che ci fossero degli interventi secondo me anche più mirati. Personalmente i costi delle materie prime non so, secondo me qualcuno ci ha un po' marciato. Ci stanno speculando. Perché c'è stata una speculazione, perché non può essere che tutto è così. Certo che però, tornando al discorso dei dipendenti e tutto, forse se ci fosse una riduzione anche delle tasse e quant'altro, sia per il datore di lavoro e per il dipendente che si vede qualcosa di più, secondo me potrebbe essere una cosa molto più attraente, certo, anche a sti ragazzi, perché effettivamente... Quindi intervenire ad esempio sulla tassazione? Esatto, questo è uno degli aspetti, ma però abbiamo visto che già il governo precedente e quello attuale si stanno muovendo su questo. Stanno parlando del cuneo fiscale, hanno dei problemi, cioè stanno portando avanti determinati argomenti. L'importante è che prendano le decisioni, perché se non prendono le decisioni e rimane nella carta non succede niente. Questo è il punto. Bisogna a un certo punto prendere il cosiddetto toro per le corna e portare avanti l'argomento. E allora, una volta portato avanti l'argomento, è chiaro che poi noi ne sentiamo i benefici. Solo in questo modo abbiamo la possibilità di poter lavorare con più tranquillità.
Perché? Perché vediamo che anche già dallo Stato abbiamo delle facilitazioni e queste ci aiutano. Facilitazioni che tra l'altro sono state messe in piedi in maniera importante anche durante il Covid, no? Perché il settore artigiano è stato uno dei più colpiti, no? Erano sufficienti secondo lei? Oddio. Si poteva fare di più? Si poteva fare di più. Chiaro che era un momento molto tragico e quindi era un po' anche difficile prendere delle decisioni. Tanto vediamo che le decisioni che sono state prese, ci sono state decisioni che sono andate bene, decisioni che sono andate proprio veramente male. Quindi proprio perché quando siamo in emergenza è un po' difficile anche assumere determinate scelte, obiettivi che abbiano una finalità logica e quindi viene scusata il fatto stesso di aver fatto degli errori, viene scusato con l'emergenza, però a un certo punto bisognerebbe pensare un po' e agire di conseguenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Bruno Mazzariola, presidente gruppo ANAT di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Letizia Baccichet. In qualche modo abbiamo parlato a 360 gradi del mestiere, partendo però da questa quinta edizione della campagna Più Sicuri Insieme, campagna di sicurezza per gli anziani. Grazie davvero per essere stati con noi. Vi facciamo vedere un servizio prima di dare la linea alla nostra prossima ospite ed è la manifestazione dei lavoratori del settore della sicurezza di ieri. Hanno portato a Treviso le loro istanze, ve li facciamo vedere. 10.000 lavoratori in Veneto, di cui 1 migliaio nella Marca, impiegati nei servizi di sicurezza e vigilanza privata. Circa in 200 in rappresentanza del comparto sono arrivati da ogni provincia a Treviso per il presidio regionale. Per chiedere che il rinnovo del contratto collettivo nazionale venga sottoscritto presto, per chiedere aumenti significativi sulla massa salariale. Siamo ancora molto distanti tra le richieste delle organizzazioni sindacali e quello che offrono le aziende, e siamo qui per chiedere un rinnovo dignitoso che centri le nostre richieste e che accompagni questi lavoratori. Più formazione, più contratti stabili, meno condizioni di lavoro peggiorative. A questo si aggiungono orari di lavoro che rendono complicata la conciliazione tra vita privata e professionale. Sono lavoratori che lavorano nella stragrande maggioranza durante l'orario notturno, pertanto per poter, come dicevamo prima, garantire a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione dignitosa sono costretti a fare tante ore anche di straordinario, pertanto lavorando la notte fanno 10, 12, anche 13 ore di lavoro. Quando la famiglia sta per iniziare la giornata, il più delle volte loro devono andare a dormire. Per Marchetti della Tux Will regionale c'è poi un paradosso legato al settore della vigilanza in continua evoluzione. Sia i servizi fiduciari che le guardie giurate operano comunque in appalti pubblici, lavorano in servizi sempre più specializzati dove viene chiesta sempre più specializzazione, quindi in cambio della specializzazione non hanno il salario. Quindi questo noi diciamo che è assolutamente un paradosso. Questi lavoratori attendono poi da anni la riforma della loro qualifica giuridica. Grazie a Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica che c'è stato, che nel 2008 ha detto sì, queste povere guardie non possono essere qualificate operai, ma le facciamo diventare almeno incaricati di pubblico servizio. Stiamo aspettando questa qualifica di pubblico ufficiale, speriamo, come le altre forze dell'ordine. Se non dovessero arrivare queste risposte? Continueremo la mobilitazione anche utilizzando lo sciopero in coordinamento con le nostre segreterie nazionali e in maniera unitaria. Ancora la politica, ancora una donna. Benvenuto Maria Grazia Gasparini, nuovo sindaco di Strana. In realtà è una conferma la sua. Buon pomeriggio, grazie per essersi collegata con noi. Oggi in realtà abbiamo intervistato tutte donne, dai record di preferenze in Consiglio Comunale, poi la sindaca di Villanova di Campo San Piero, e ora siamo con lei. Allora, intanto una riconferma, lei è stata premiata, poi insomma era anche assessore precedentemente. Dunque i cittadini hanno premiato evidentemente i suoi 5 anni di amministrazione. Lei si è presentata con una lista che in qualche modo rappresenta il centrodestra. La Lega ha scelto di correre separatamente ed è un po' l'esempio di quello che è accaduto in tanti altri comuni del Trevigiano, dove il centrodestra si è presentato spaccato. Vogliamo un po' ripercorrere quello che è accaduto? Sì, buon pomeriggio a tutti. È proprio così, noi ci siamo presentati con diciamo una
amministrazione uscente che si è divisa in due, o meglio la Lega, che prima era appunto all'interno del percorso dei 5 anni fatti, ha deciso di prendere la sua strada, magari appunto per riprendere una propria identità anche di partito che fosse più chiara ed evidente, perché all'interno invece partivamo appunto da un'alleanza che aveva anche 2 liste civiche e ci siamo presentati adesso quindi con una lista civica appoggiata comunque da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Coraggio Italia, e per contro c'era un'altra lista invece appunto che rappresentava il centrosinistra, quindi una spaccatura dell'amministrazione uscente in 2 liste del centrodestra e un'altra lista appunto di centrosinistra. È chiaro che quando succedono queste spaccature da un'amministrazione uscente non si sa mai quale può essere l'esito e anche magari può creare un po' di disorientamento anche nei cittadini, però sono particolarmente contenta appunto perché è stata decisa comunque una continuità che premia anche tutte le cose che ci sono in itinere e che necessitano appunto di non avere neanche intervalli o interruzioni per essere portate a termine, quindi di questo ringrazio della fiducia per andare avanti su quanto si è iniziato e soprattutto su quanto ovviamente anche in questi 5 anni il contesto non è stato sicuramente di normalità, ma dalla pandemia anche al contesto di aumento dei costi, le revisioni dei prezzi di tutti i cantieri che abbiamo in piedi, ha richiesto delle misure straordinarie e quindi mi auguro che anche le cose che erano rimaste magari un po' indietro possano appunto in questo secondo quinquennio essere insomma realizzate e arrivare a termine. Credo che adesso ci veniamo allora ai suoi prossimi 5 anni di mandato. Volevo restare un po' sul dato politico perché è evidente che in questa tornata elettorale, soprattutto in provincia di Treviso, dove il centrodestra si è presentato spaccato, in realtà ha prevalso Fratelli d'Italia rispetto alla Lega. È stato anche il caso ad esempio di Nervesa della Battaglia e non solo. Ecco, possiamo commentare questo dato secondo lei? Cioè la Lega, lei ci ha raccontato, forse aveva bisogno di ritrovare un po' la sua identità per andare a prendersi voti persi per strada anche dalle ultime politiche. Sì, io credo proprio questo, perché appunto dare comunque un'identità di nuovo al partito e quindi contarsi in un certo senso anche all'interno del locale. In questo caso però torno a pensare che appunto il sostegno di Fratelli d'Italia sia stato assolutamente importante, di Coraggio Italia e di Forza Italia, perché comunque ha sostenuto le persone senza imporre però un'identità di partito. Nel nostro caso ha secondato quello che era un percorso che avevamo fatto sul territorio e questo è stato comunque premiante, un sostegno, però non una nuova identità da mettere in campo. E adesso per la ricomposizione della giunta come terrà conto di questi equilibri? All'interno della giunta saranno rappresentati anche appunto persone che comunque fanno riferimento a questa identità, però entreranno come persone che daranno un supporto nei loro assessorati di competenze con tutto il gruppo e tutta la squadra. Come sta lavorando la nuova giunta, Sindaco? Che sorprese, insomma, se c'è qualcosa che ci può anticipare? Guardi, abbiamo cominciato a parlarne ieri sera, per cui ci troveremo poi domani mattina per chiudere un attimo i ragionamenti. Naturalmente voglio subito dire che con me comunque c'era anche il vice sindaco uscente e quindi lui tornerà comunque a coprire questo ruolo importante anche proprio per ancora una volta dare continuità anche sui progetti da lui seguiti. Quindi lei dice giustamente, insomma, squadra vincente, in qualche modo le basi devono essere mantenute. Allora, su che cosa lavorerà per i prossimi 5 anni che il Covid insomma non ha permesso di fare? Allora, noi abbiamo in piedi dei cantieri importanti sulle scuole, una che sta arrivando a completamento, che è una nuova scuola media, e lo sappiamo che questi interventi nell'edilizia scolastica sono quelli prioritari, come deve essere per ogni amministrazione che pensa al futuro poi dei propri ragazzi e dei propri giovani. Però abbiamo ottenuto anche proprio pochi mesi fa un contributo importante dal famoso PNRR, questi fondi PNRR, anche per la riqualificazione di un altro plesso scolastico.
Quindi in teoria ci troveremo a chiudere un cantiere a novembre di quest'anno, aprirne subito un altro, e quindi la cosa importante adesso è ragionare di come spostare appunto i ragazzi per poter permettere poi questi interventi, quindi in tutta sicurezza e senza creare disagi appunto alle famiglie, fornendo quindi i servizi relativi di supporto. Poi naturalmente abbiamo in piedi tutto il tema del risparmio energetico e quindi si sta lavorando adesso per sostituire completamente, ecco, l'illuminazione su tutto il territorio. Era sicuramente un impianto molto obsoleto e quindi entro fine anno e inizio del prossimo anno dovremo raggiungere anche un risparmio di più del 50%, ecco, sulle attuali costi, e quindi sicuramente questa è un'altra cosa da presidiare, così come quello della costituzione delle cosiddette comunità energetiche, su cui abbiamo in piedi, ecco, uno studio di fattibilità, proprio perché sono temi attualissimi e che sono di grande importanza, ecco, anche per tutto il futuro, insomma, del territorio. E poi naturalmente gli interventi nel sociale, e anche stiamo vedendo, ecco, sempre più negozi sfitti, e quindi occorre intervenire anche su questi aspetti perché non si svuotino, ecco, i nostri paesi, e quindi trovare delle forme di sostegno per andare a trovare nuove gestioni, ecco, di queste attività. Come ci si potrebbe muovere secondo lei? Ha un'idea? Perché questo è anche un grandissimo tema, no? Quello dello svuotamento dei centri, delle attività commerciali, un po' per il caro degli affitti, un po' anche proprio perché insomma, si compra meno, oppure ci sono queste grandissime strutture commerciali. Questo è un altro tema di cui ci occuperemo oggi nei nostri notiziari, e quindi la concorrenza è difficile. Infatti, da un lato ne stiamo cominciando a parlare all'interno del distretto del commercio, che ci è stato riconosciuto nel settembre scorso, e quindi a cui hanno aderito tantissime appunto attività commerciali, ma non solo, e quindi si sta parlando di creare proprio degli eventi di promozione, di creare quindi anche un'attrattività, facendo squadra tra le attività commerciali e andando poi dall'altro punto di vista a mappare anche tutti appunto questi negozi sfitti e vedere se si riesce ad avere magari qualche incentivo per l'insediamento. Quindi è proprio un tema che è stato affrontato e si sta affrontando anche insieme, ecco, alle realtà produttive e quindi alle associazioni di categoria, perché da soli, ecco, non si riescono a trovare soluzioni quando sono concertate e quindi si partono da più piani, ripeto, sia un piano di essere più attrattivi verso la clientela, sia il piano di avere degli sgravi dall'altro punto di vista, possono sicuramente arrivare più facilmente all'obiettivo, che non è facile, ma comunque, ecco, sono dei segnali importanti da dare al territorio in questo momento, alle nostre comunità. Non so se ha avuto modo di leggere il caso di Mantova. Il primo cittadino, per portare nuovi residenti, offriva 150 euro proprio in soldoni, insomma, per poter pagare un affitto, per poter, insomma, una sorta di mini stipendio per i nuovi residenti. Come la vede questa politica per rimpinguare, insomma, per avere nuovi residenti? Ho sentito anche altri comuni che stavano, diciamo, seguendo, ecco, delle iniziative di questo genere. Tutto aiuta, devo dire. Noi avevamo fatto anche appunto dato dei finanziamenti per il periodo anche del Covid per chi aveva avuto perdite rispetto anche alla propria attività, e quello di dire magari a chi si inserisce all'interno delle nostre realtà che abbia un piccolo incentivo potrebbe essere un altro dei temi da mettere sul piatto e valutare quale può essere più efficace rispetto al nostro contesto, e quindi capire anche appunto quali sono gli affitti e rispetto a ogni negozio sfitto o ogni attività che ha lasciato anche le motivazioni che stanno dietro a questo, e da questo costruire una strategia, la strategia più adeguata, assolutamente. Senta, con Facchinello, lo sfidante, vi siete sentiti, collaborerete? Come, insomma, dopo la campagna elettorale, come si risolve adesso nell'esecuzione del nuovo mandato il rapporto, secondo lei?
Allora, ci siamo visti in realtà con Facchinello durante, diciamo, la proiezione, ecco, dei risultati in tempo reale, e poi insomma ci siamo salutati in quell'occasione. Poi ecco, non ci sono stati in questo momento ulteriori contatti, così come non ci sono stati proprio con l'altra candidata del centro-sinistra, quindi vedremo insomma come andranno le cose. Non c'è stato questo momento di fair play e quindi vediamo. Ecco. Senta, qualche delega che sceglierà di tenere a sé, conferma un po' la pianificazione del primo mandato, o ci sarà qualche sorpresa? Anche su questo ci stiamo ragionando. Naturalmente penso che sì, manterrò un po' quello che avevo come deleghe, quindi bilancio, turismo e quant'altro personale, e poi vedremo con gli assessori in base anche alle loro competenze, insomma, che cosa ripartire. Poi naturalmente vorrei dare continuità, come dicevo, ai lavori pubblici e magari mettere anche persone nuove e motivate anche su tutto il tema della sostenibilità, del sociale, dei giovani, perché appunto la parte nuova anche di questa squadra ha persone anche giovani che possono sicuramente, ecco, colloquiare meglio anche con questa realtà del mondo giovanile, ma al tempo stesso anche con la realtà della terza età, quindi stimolare anche tutte quelle iniziative, ecco, per creare un invecchiamento attivo, e anche questo è un altro tema importante. E tra l'altro abbiamo anche in piedi, ecco, un bellissimo progetto per creare proprio un centro presso un ex bacologico che abbiamo attraverso appunto un recupero, un centro socioculturale sia con nuovi locali della biblioteca sia con spazi aggregativi da destinare appunto sia ai giovani sia alla terza età, sia sale per la musica, proiezione. Ecco, è un progetto per cui dobbiamo sicuramente presidiare quelli che sono i fondi a disposizione per la cosiddetta rigenerazione urbana. Non sarà facile, ma sicuramente il tema, ecco, anche da parte della regione adesso diciamo è di grande attenzione, cioè andare a recuperare, ecco, quindi combattere il degrado da un lato e ridare funzionalità e spazi per la cittadinanza dall'altro attraverso questa rigenerazione. Sindaco, grazie, ne abbiamo parecchie, ci ha dato già un po' di indicazioni, ci sono tanti progetti, dunque non possiamo che augurarle in bocca al lupo per questo suo nuovo mandato. Maria Grazia Gasparini, sindaco di Strana, grazie per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Siamo in pubblicità, ancora pochi minuti, poi di nuovo insieme in diretta per un altro quarto d'ora, vi aspetto. Ben ritrovati, ripartiamo dal maltempo perché evidentemente quello che sta accadendo, il dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna riporta l'attenzione su tanti fiumi del nostro territorio, restando nella Marca trevigiana il Piave, osservato speciale. Ne abbiamo parlato con chi vive e lavora proprio accanto al Piave. Il Piave è una bomba a orologeria. Se nel 2018 con metà acqua del 66 qui a Fagarè, dopo che hanno alzato l'argine di 70 cm, per 10 cm non tracimava, questa è la dimostrazione, avendo metà acqua del 66, questa è la dimostrazione, è la prova provata. Questa è l'analisi del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi a tutela del Piave, quanto mai attuale dopo il disastro che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, un dramma provocato dalle abbondanti precipitazioni arrivate dopo mesi di siccità. In poche ore è caduta una quantità di pioggia pari alla metà di quella che solitamente si registra in un anno. Non vi sono state le conseguenze tragiche della vicina Romagna, ma anche in Veneto si sono verificati fenomeni significativi. A maggio, in 13 giorni su 15, sono caduti mediamente 130 mm di pioggia, valore superiore a quello medio dell'intero mese stimato in 115 mm. Ad oggi dunque si registra una situazione di surplus pluviometrico rispetto agli apporti attesi a fine mese. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, i fiumi rimangono gli osservati speciali, oggi come in passato, quando le piene del Piave si ripetevano nel tempo, come documentato da carteggi appartenuti a Vittorio Emanuele II. I rischi però nel corso dei secoli sono aumentati, basta analizzare i dati rilevati dagli ingegneri idraulici sull'innalzamento del livello del fiume. Dal 2000 al 2020 la media del Piave, parlo da Ponte del Piave fino a Ponte de Fener, di
3 metri, dai 3 metri, 3 metri e mezzo. L'Ovadina, lei sa che sopra il ponte dell'autostrada a monte, adesso ci troviamo circa 1 metro più alto del piano campagna. Alcuni anni fa eravamo 2 metri più basso. Qual è il problema? Se rompe là, Treviso è matematico che va sotto acqua, perché da Ponte della Priula a Treviso c'è un dislivello dai 45 ai 50 metri. Per limitare i danni di eventuali esondazioni, in passato era stata progettata la realizzazione di 4 grandi casse di espansione. Zanardo preferisce non entrare nel merito, ma mette sul tavolo una possibile prima alternativa. Si poteva tentare una più in giù, dove c'era navigabilità più piccola, a vedere se funzionano. Perché le vasche di espansione sono state concepite subito dopo l'alluvione del 66, oggi il Piave non è più quello. La pulizia dell'alveo del Piave resta però per Zanardo il vero principale intervento da attuare. Noi dobbiamo pulire il Piave. Dentro l'alveo deve essere scevro, libero dalle piante, ed è quell'apporto di materiale che deposita. Pulizia che veniva effettuata già ai tempi della Serenissima. Una volta dovevano pulirlo col badile, oggi abbiamo i mezzi meccanici che possiamo fare molto. Certo, non è che si risolva al 100% la sicurezza, ma l'80% sì. Dalla Marca al Padovano, il comune di Vigo d'Arzere ha delimitato un tratto arginale del fiume Brenta dopo la caduta di un albero in acqua che ha creato uno smottamento del terreno indebolito dalle piogge abbondanti di questi giorni. Le radici dell'albero cadendo hanno eroso una parte della banchina lungo un tratto di circa 5 metri nell'argine del fiume Brenta a Vigo d'Arzere, che non è più sicuro dopo la caduta in acqua di un albero. Per questo il comune ha chiuso il passaggio del sentiero arginale sotto Brenta in area golenale, zona certosa. I tecnici del Genio Civile regionale hanno svolto un sopralluogo insieme all'amministrazione comunale. Resta percorribile l'utilizzo esclusivo della pista ciclopedonale sulla sommità dell'argine, evitando di percorrere invece il sentiero più basso e più vicino all'acqua in tutto il tratto compreso tra il Ponte della Libertà verso Limena e il ponte ferroviario di Ponte Vigo d'Arzere. Vigili del fuoco del Veneto ancora al lavoro in Emilia-Romagna, evidentemente dove l'emergenza non è ancora terminata. Andiamo a vedere il servizio della redazione di Padova. Sono 85 vigili del fuoco veneti che sono partiti per soccorrere le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Da tutte le province della regione si sono mossi pompieri specializzati nel contrasto del rischio acquatico, soccorritori, sommozzatori e operatori specializzati nelle operazioni di pompaggio dell'acqua. I soccorritori veneti stanno prestando aiuto nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inviato più di 900 pompieri e oltre 300 mezzi. Sono più di 2000 le operazioni di soccorso ai cittadini, come questa a Forlì, in cui sono stati evacuati 40 appartamenti. Dalla provincia di Venezia sono partiti 19 soccorritori, 13 da Padova, 12 da Vicenza e da Belluno, 11 da Verona, 10 da Treviso e 7 dalla provincia di Rovigo. Lo scienziato e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, ex direttore della microbiologia di Padova, lancia un disegno di legge e petizione per chiedere che la politica venga esclusa dalle nomine nella sanità. Togliere ai presidenti delle regioni il potere di nominare i direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi delle ULSS. È questa la petizione lanciata dal senatore PD Andrea Crisanti sulla piattaforma change.org a sostegno di una proposta di legge per togliere alla politica il potere di nomina nel campo della sanità. Quindi noi vogliamo creare una differenza di responsabilità tra il controllore, l'organo politico, che di fatto deve essere responsabile del budget e di come i soldi vengono spesi, e l'ente,
è colui che poi effettivamente dirige gli enti periferici, cioè il controllato. Crisanti, scienziato ed ex direttore della microbiologia dell'Università di Padova, molto noto in Veneto per il suo contributo alla lotta contro il Covid con il suo studio di Vo, era entrato in polemica col governatore Zaia per la gestione della pandemia e l'utilizzo dei tamponi rapidi per il tracciamento dei casi Covid. Crisanti però spiega, non c'è nulla di personale dietro questa petizione. Questa è una mia convinzione che ho da tantissimo tempo, guardi, qui non ci sta nulla di personale. Noi abbiamo una sanità che è allo stremo, Non è che devo stare a fare qui la retorica del sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso o delle liste d'attesa o del fatto che l'aspettativa di vita in Italia è diminuita, perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma il risultato di questo viene da lontano, viene da 25 anni di controllo capillare politico della sanità, che a mio avviso va reciso. Per il senatore Crisanti, le nomine gestite ora creano una catena di comando dalla quale sono escluse le esigenze dei pazienti, degli operatori sanitari, dei medici e delle comunità locali. Secondo noi dovrebbero essere nominati da un organo totalmente indipendente che nomina una commissione. In questa commissione noi chiediamo che ci siano rappresentanti dei medici e degli operatori sanitari dell'azienda che impiegherà il dirigente, chiediamo che ci siano presenti rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti. Continuiamo a parlare di sanità nel Vicentino, boom di casi di scarlattina non solo nel Vicentino, per la verità c'è anche boom di gastroenteriti, vediamo. Non è più tempo di pandemia, ma le emergenze sanitarie non mancano mai. Al San Bortolo di Vicenza l'ultimo picco è quello delle gastroenteriti, ma c'è anche l'allarme scarlattina. E così i camici bianchi e gli infermieri finiscono di nuovo sotto pressione. Insomma, a quanto pare dopo gli anni del Covid, trascorsi con mascherine, igiene e lockdown, batteri e virus tornano a colpire. In particolare le patologie virali dell'intestino contagiano i bambini e gli anziani, che in molti casi si rivolgono agli ambulatori del pronto soccorso. Sarebbero più di 40 al giorno gli accessi in pediatria. Sul fronte della scarlattina continua quella che potrebbe essere definita una pandemia. 350 i casi a Vicenza e nell'Ursotto dall'inizio dell'anno. Contagi e reinfezioni da streptococco che starebbero prolungando i focolai con un picco nella seconda metà di maggio. Insomma, dopo bronchite e influenza c'è anche la scarlattina, ma la situazione è sotto controllo. Prima di chiudere diamo la linea alla nostra Vanessa Banzato, perché Bassano del Grappa si prepara a ricevere l'arrivo della carovana rosa e di conseguenza si tinge di rosa. Eccoci Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. È quasi tutto pronto per il prossimo 24 maggio, giornata in cui è previsto il passaggio del Giro d'Italia. Una Bassano del Grappa che si tingerà di rosa. Mi trovo assieme al comandante della polizia locale Giovanni Favaretto. Ecco comandante, intanto ci sarà una importante chiusura delle strade, Bassano verrà letteralmente tagliata in due. Vogliamo capire come funzionerà questa chiusura? Sì, la chiusura interesserà le strade che verranno percorse dalla carovana ciclistica, quindi la destra Brenta, che verrà chiusa appunto da Costa, in comune di Valbrenta, fino a Dangarano, quindi fino alla rotatoria Diaz. Verrà interessato il Ponte Nuovo, il Viale De Gasperi, la via Cristoforo Colombo e la via Carpellina, per poi lasciare il territorio di Bassano ed entrare a Rosà. Ecco, gli ricordiamo che anche la statale 47 Valsugana subirà una chiusura. Sì, una chiusura conseguente appunto al fatto che da Trento la carovana ciclistica percorre appunto in discesa la 47. Da che ora a che ora? Allora, le chiusure complessivamente saranno nella fascia oraria compresa tra le 11.50 e le 14.45 circa. Chiaramente questo dipende dalla media oraria che i ciclisti terranno. Perché il passaggio del Giro d'Italia, vogliamo ricordarlo, è previsto attorno a Bassano, almeno attorno alle 14.30, ma c'è anche un'altra novità che riguarda le scuole, perché cosa succederà? Tutte le scuole del territorio di Bassano, di Valbrenta, di Rosà, di Rossano
verranno chiuse alle ore 11, eccetto per quelle classi che osserveranno il tempo prolungato, quindi usciranno dopo le 14. E al proposito c'è proprio anche tutto quello che è il discorso del trasporto scolastico che è stato adeguato. Sì, SVT e tutti coloro che fanno trasporto scolastico hanno anticipato le corse appunto per garantire il rientro a casa degli alunni. Quindi insomma ci sarà, è vero, qualche disagio, però una Bassano pronta davvero ad accogliere tutti questi ciclisti in quello che è un po' un evento tanto atteso ogni anno. Sì, i disagi ci sono, ma lo spettacolo è garantito quando passa il Giro d'Italia, assolutamente. Bene, allora io ringrazio il comandante della Polizia Locale Giovanni Favaretto e vi ricedo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Allora, con questa notizia noi chiudiamo questa prima edizione, ci fermiamo, ma vi ricordo che le notizie tornano su Antena 3 a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.